squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Buon pomeriggio a tutti da parte di Stefano Bolotta, siamo qui negli studi di Via Oslavia, LCN Stadio, che torna a farvi compagnia per raccontarvi questa penultima giornata di campionato di regular season, perché poi ci saranno i playoff ad attendere il Lecco. Resta da capire che tipo di playoff, se saranno 6 partite, saranno 7, saranno 9, saranno 10, no, non possono più essere 10, però vedremo se il Lecco riuscirà a piazzarsi al secondo posto in campionato o almeno al terzo. Oggi la trasferta di Padova non è per niente facile, le immagini arrivano ai nostri schermi dall'Euganeo di Padova, dove c'è il nostro Matteo Bonacina, con cui a breve ci collegano Fausto e Riccardo in regia. Intanto a breve accoglierò anche Stefano Menegatti e Giuseppe Mazzolini, che verranno a farmi compagnia per questa cronaca. Intanto io accendo il ritorno, vediamo se a breve abbiamo Matteo. La partita inizierà alle 14:30, abbiamo detto 37esima giornata di campionato, la penultima. Si giocano tutte le partite alle 2:30. Albino Leffe Trento, Juve Next Gen Arzignano, Vicenza Pordenone. Seguiremo naturalmente questa con particolare attenzione. Novara Feralpi, Padova Lecco, Pro Patria Piacenza, Pro Sesto Pergolettese, altro campo quello di Sesto che ci interessa da vicino, Pro Vercelli Mantova, Renate Virtus Verona, Triestina San Giuliano City. Nel frattempo io vi do anche le formazioni in attesa di completare il collegamento. Padova che schiera Donnarumma, Belli, Valentini, Delicarri e Crivello in difesa, Vasic, ex di giornata, Radrezza e Dezzi a centrocampo, con Jelenic in luogo di Liguori, che era dato nelle attese, il capocannoniere con 10 gol stagionali del Padova, come titolare. Non c'è all'ultimo momento, dentro Jelenic, Bortolussi e Russini con lui in attacco. Risponde il Lecco alle scelte di mister Foschi. Non c'è naturalmente Buso squalificato, malgrado Zeliak Enrici e Battistini in difesa. Giudici con Lepore saranno ad agire sui due esterni che agiranno sulle fasce, con Girelli che torna ad agire invece insieme a Galli e Zuccon a centrocampo nel ruolo di mezzala. Davanti Magni e Tordini, che ritrova la maglia titolare proprio come detto in virtù dell'assenza per squalifica di Buso. E gli arbitri, l'arbitro di giornata è Marchian Wojciuk di Ancona, con assistenti Nicola Morella di Molfetta e Enrico Remitaggio di Ancona. Scusate, sono gli assistenti. L'arbitro è Mario Perri di Roma 1. Sentiamo se c'è Matteo. Matteo, mi senti? No, ancora un attimino di pazienza. Dunque Mario Perri di Roma l'arbitro, lo ribadisco, ho fatto un po' di confusione, leggenda distinta. Marchian Wojciuk di Ancona, Nicola Morea di Molfetta gli assistenti, quarto uomo Enrico Remitaggio di Ancona. Matteo, mi senti? Matteo, ciao, mi senti? Ciao, sì. Ciao Teo. Allora, Euganeo di Padova, noi vediamo le immagini qui da studio, in realtà io da solo perché aspetto l'arrivo di Stefano e di Giuseppe. Bella giornata di sole, c'è coda, sì, probabilmente sì. Bella giornata di sole, ti chiedo un po' quali sono le condizioni per questa partita, e una partita naturalmente, l'abbiamo detto, importante, difficile perché il Padova è una formazione in grande salute, però insomma il Lecco vuole, ormai vede lo striscione del traguardo, vuole raggiungere questo secondo posto. Sì, allora fa caldo, ma non è un caldo eccessivo, è un caldo discreto, ventilato, abbastanza ventilato come clima. Sta bagnando il campo e che era un po' duro, però direi sicuramente un buon clima per disputare una partita di calcio, ecco. Poi magari un po' la temperatura è diversa rispetto a quella che c'è stata per tutti durante le settimane precedenti, può anche essere un fattore, sai, il primo caldo ci sono giocatori che lo soffrono in maniera importante.
una piccola chiave di lettura. Sì, può essere vero quello che dici, sicuramente. Allora, Lecco, le scelte sono abbastanza obbligate, mi viene da dire, no? Teo, forse c'è solo Magni per Pinzauti, confermato dal primo minuto Magni, ti dà un'altra chance dal primo minuto Foschi. Sì, vabbè, dietro ormai sono quelli, rientra Battisti, riprende il suo posto in mezzo alla difesa, davanti senza abuso, c'era un po' più di una possibilità. Io pensavo ci andasse con un duo d'attacco un po' più pesante, quindi Magni Pinzauti, con delle insieme qualche circostanza, e invece diciamo Foschi fa la scelta più semplice, tra virgolette, opta per un brevilineo come Tordini, con Magni che comunque secondo me nell'ultimo periodo ha fatto anche delle buone prestazioni nel complesso, tranne Piacenza e poi il secondo tempo di Trento sotto il profilo delle occasioni, perché la settimana scorsa ha sicuramente fatto una buona gara, quindi si guadagna un altro pezzettino di fiducia. Nel Padova manca Liguori rispetto a quello che si poteva pensare, che è il capocannoniere stagionale. Questo non so se ha avuto un problema o tu hai saputo qualcosa. Guarda, sinceramente da quando il campo è filtrato nulla, io sapevo che non ci sarebbe stato Gasbarro, almeno in prepartita era stata annunciata questa defezione da parte del tecnico Torrente, e invece Liguori sicuramente 10 gol e 5 assist non ci regalarono nessuno. È vero che il Padova che ha reduce da 2 vittorie di fila, con però San Giuliano e Trento che non stanno propriamente bene, è una squadra che ha pareggiato molto quest'anno, e Liguori sicuramente al di là dell'aspetto caratteriale che non è sempre lineare, però sicuramente un giocatore importante dal punto di vista tecnico. Con Vasic è stato il migliore di questa squadra durante questa stagione, poco ma sicuro. Assolutamente, le scelte di Magni Tordini comunque là davanti disegnano un po' quello che potrebbe essere il classico spartito del Lecco in trasferta, no? Cioè cercare di ripartire, magari di prendere un po' in castagna il Padova che lo ricordiamo, classifica alla mano, sta cercando un buon piazzamento playoff, ecco, questo è un po'. Sì, assolutamente, per loro è importante, perché comunque la classifica lì è molto risicata, il Vicenza si chiama fuori dalla lotta per le posizioni brutte, tra virgolette, dei playoff, quindi si salta comunque in ogni caso il girone. Sicuramente una partita importante per loro, ecco, oggi ricordiamo potrebbe anche chiudere secondo, con deve vincere per farlo e aspettare dei risultati positivi. Io ti segnalo, se una piccola cosa in chiusura, intanto le squadre stanno entrando in campo, i panchinari del Padova arrivano anche quelli del Lecco. Foschi durante l'ultima fase del riscaldamento, diciamo quella prima che precede i tiri in porta, quindi diciamo l'ultima parte di rottura del fiato, per intendere, che si fa a bordo campo, e proprio davanti alla mia postazione Foschi è arrivato, e non è solito farlo, a interrompere, a stonare la squadra, a dare un messaggio del tipo: stanno cercando di buttarla un po' in bagarre, mi raccomando ragazzi, dobbiamo fargli la testa così. Il messaggio era un po' questo. Non ho capito l'ultima frase, Teo, scusa. Sì, c'è un po' di vento che rientra nelle cuffie, la riduzione del rumore. Dicevo che Foschi ha stimolato la squadra, dicendogli: guardate, stanno cercando di mettere un po' sulla bagarre, mi raccomando ragazzi, dobbiamo fargli una testa così oggi, partire subito forte. Quindi, e non è una cosa che è solito fare. Vero, no, fai bene a sottolinearlo, Teo. Speriamo che insomma anche questo messaggio di Foschi contribuisca a una prestazione bella, vivace da parte dei ragazzi oggi. Ti lasciamo allora alle tue incombenze lì, perché stanno entrando le squadre. A più tardi, Teo, grazie. Ciao. A dopo. Ciao. Lasciamo dunque Matteo alle sue incombenze, naturalmente fotografiche principalmente in questa fase. Ritroverete poi le foto naturalmente questa sera su LCN Sport con tutti i contenuti della partita. Ciao Beppe Mazzolini, che mi ha raggiunto in questo momento, lo sta facendo anche in diretta Stefano Menegatti, adesso andremo a salutare anche lui. Beppe, una partita questa col Padova che non è per nulla scontata, perché comunque il Padova è una squadra che, sì, ti ho detto, è vero, 3 vittorie nelle ultime 4, magari contro avversari non irresistibili, ha pareggiato tanto, però c'è una tendenza a stare risalendo la classifica. Allora io, buongiorno a tutti innanzitutto, buona partita a tutti, buon pomeriggio. Io stavo guardando un po' le statistiche delle partite in trasferta del Lecco e in casa del Padova. Il Padova attualmente ha 53 punti in classifica e in casa ne ha fatti 25, quindi meno della metà in casa. Di contro il Lecco, che ha la sua forza in casa,
fuori casa ne ha fatti 21 sugli attuali 61 Sì, in punti. casa siamo primi alla lunga. Esatto. Quindi 40 punti di differenza, cioè una totale differenza tra prestazioni fuori casa e in casa. Quindi da questo punto di vista Ma chiediamo a Beppe di spostarti leggermente più qua, Scusate, c'è uno non segno avevo dalla capito. regia. Perché sta cercando di perché se no uscire. esci dall'inquadratura, ci Ok. fanno sempre. Sì, Quindi Beppe esce dall'inquadratura. sembrerebbe il presupposto di questa partita che una squadra che soffre in casa come il Padova e un Lecco che Fa non fatica ha- fuori. fuori 0-0. soffre ancora di più, quindi potrebbe no, non ho usato questo termine. Ha fatto schifo. però Pietà. insomma una partita secondo me aperta. Fatica. Chiudo con questa affermazione che se il Lecco gioca con la determinazione e cattiveria agonistica che ha mostrato nell'ultima partita in casa di campionato, ce la può fare. Tutto dipende dalla volontà dei giocatori di portare a casa un risultato che allo stato attuale della classifica è veramente importante. Ste, tu insomma come vedi questa partita? Matteo diceva nel nostro collegamento, oggi si potrebbe addirittura già ipotecare il secondo posto in caso di concomitanti risultati positivi. Beh, diciamo, visto quello che stava dicendo Beppe e quello che sappiamo del Lecco sulle trasferte del Lecco, di dire oggi potremmo ipotecare, guarda, oggi iniziamo a capire se il Lecco giocherà la partita. Se entrerà in campo. Che quando Campo sempre ultimamente anche in casa abbiamo fatto un po' fatica a volte, ma nelle esterne soprattutto abbiamo perso il campionato praticamente gli ultimi pareggi con le ultime in classifica e quant'altro. E poi c'è mister Foschi che ultimamente si è un po' impuntato su certi giocatori tipo Dudu, non so cosa stia vedendo di particolare. Poi vedo che ha ricambiato il centrocampo, torna Girelli, probabilmente più che altro torna Galli Galli, play, sì, play. immagino, e Zuccon torna a fare la mezzala. E vediamo. Poi invece io della Centrocampo un po' meno fisico forse, non ci sono Ilaria Ardizzone. sì, diciamo c'è Girelli che fa tanta corsa, c'è Galli che fa tanta linea e Zuccon che speriamo metta un po' più di, diciamo, un po' di estro, lui che si butta spesso tra le linee. E poi Lepore che torna esterno per fortuna, perché da interno non era il suo ruolo, si capiva. E poi l'incognita è sempre là davanti, che abbiamo giocatori quest'anno probabilmente un po' come in altre, che ad esempio l'Inter mi viene in mente, l'attacco è sempre un'incognita, non sai mai se sarà letale, se sarà un disastro. Sì, ha fatto molta fatica. Quest'anno noi, a parte diciamo Pinzauti che ha fatto tantissimo lavoro soprattutto nella prima tre quarti di campionato, poi ovviamente ha un po' mollato il colpo, e molto a sprazzi Buso, ma molto a sprazzi, stiamo parlando proprio di una partita buona ogni 10 circa. Ma forse ogni 10 no, però Sì, no, però. Quante reti ha fatto? sì, 7 sono. Ecco, Sembra che sia capocannoniere lui 7, forse Pinzauti, non so. Pinzauti 6 No, e io- Vabbè, comunque Dari diciamo 6, un attacco molto irregolare, e forse quindi Pinzauti 7, Buso 6. e quello, diciamo, il problema vero dell'Ecco quest'anno è stata la mancanza di Eusebio e di un sostituto, perché anche Bunino è praticamente bocciato totalmente da Foschi, perché non Non ha vede visto più il visto. campo. Sono tanti bocciati da Foschi, però se vai a guardare, sì, però Bunino non era stato così malvagio nelle sue primi ingressi, nelle ultime partite 0, cioè il primo cambio è sempre stato Magni, oppure Magni titolare. Sì, allora non si spiega, poi Matteo diceva nel suo collegamento secondo me un po' troppo buono con Magni, nel senso buone prestazioni nelle ultime giornate, al di là, lui dice il secondo tempo col Trento, cioè, Sì, ma io non le ho viste queste grandi buone prestazioni, partite. Ho visto dell'impegno, ho visto quello sì, vabbè, ma posso predisposizione. dirti, Stefano, se io e te anche Beppe cioè, o Fausto o quant'altro ci avessero proposto giochi nell'Ecco, io mi impegno. No, beh, Poi chiaro. sono una ciabatta quando negli ultimi 2 mesi abbiamo fatto gli stessi gol di Magni, tutti e tre, cioè, quindi anzi ho sbagliato meno occasioni di lui davanti alla porta. attenzione, dai tu vai. Tra l'altro tranquilli che la partita dopo 2 minuti e 40
sono lì che si dibattono il pallone. C'è stata una mezza possibilità di rincorrere un pallone che aveva toccato male il difensore. L'ha presentata bene Beppe, il Padova fa schifo in casa, noi facciamo schifo fuori, oggi noi giochiamo da loro, quindi finita la partita. Potrebbero non giocare. Che non capisco, poi spero vivamente di essere smentito, è il fatto che Zambataro 2 mesi fa era fuori condizione, non era lo Zambataro che tutti abbiamo conosciuto e giocava. Oggi che si sta riprendendo, è in crescita ed è in panca. Da quello che vedo dalle prime immagini, sono trascorsi 4 minuti, non abbiamo detto niente perché la partita si sta sviluppando a metà campo. Magni, da quello che vedo io, è prima punta. Io francamente Magni prima punta non lo vedo assolutamente, magari sicuramente ci capisco poco, ma Magni prima punta, mi scusi Magni, ma è un come posso dire, è un raffazzonatore di calcio, dove pasticcia molto, mette una buona presenza fisica, ma qualitativamente sì, tanta corsa, ma non lo vedo come proprio prima punta, tutt'altro. E lasciare in panca, scusate, Scapuzzi è disperso, non abbiamo più visto da gennaio oggi. Esatto. Anche lì senza un motivo, perché non aveva fatto male. Poi io, detto francamente, ricordo i troppi errori nella partita, rigori. Detto francamente, diciamo poi non vogliamo accanirci. Attenzione Padova che entra in area. Gol del Padova di testa, mamma mia, siamo già sotto, ragazzi. Entra in area dalla destra, Basic, gol dell'ex. È entrato in area, allora centrocampo, lancio immediato sulla sinistra, festeggia e salta diretto l'avversario, il giocatore del Padova, che mette il cross in mezzo all'area. Vasic, terzo tempo, in mezzo ai 2 centrali del Lecco fermi, ma il Megatti che non può nulla perché Vasic piazza benissimo di testa, però un flash, un lampo e subito sotto. Vediamo ecco, guarda l'azione. Dellicarri che lancia sull'esterno sinistro, in mezzo a 3 blucelesti, riescono a fare lo scambio e poi il cross al centro e Vasic e poi Vasic salta. Chi era quello? Enrici forse, non ho visto bene se Enrici da fermo ha cercato di staccare. Vasic col terzo tempo ovviamente se l'è mangiato, perché Vasic è anche abbastanza fisicato. Posso definirlo imperiale e imperioso il colpo di testa di Vasic, fa un gol veramente quasi da centravanti puro, lui che non lo è. Sì, è stato bella, diciamo, il triangolo bello, ma anche completamente concesso, diciamo, dei blucelesti. Sì, infatti lì mancava il terzino sinistro, dai, come si fa a farsi saltare? Destro. Scusa, sì, no, ma per far capire che eravamo nella zona di Zeliak, per dire. Diciamo che lì ci siamo fatti saltare con un triangolo banale e un cross in mezzo. Allora, banale no, è stato fatto bene, però ha colto veramente impreparata tutta la difesa, che dopo ha dovuto rincorrere sempre in questa banale azione. Nel senso che da scuola del calcio, dai e vai, sì, fatto molto bene. Diciamo, il giocatore che ha ricevuto e che ha riaperto era sul vertice dell'area, la palla gli è arrivata dalla 3/4, lui l'ha rimessa fuori sull'esterno, poi avanzato di 1 metro, metà del lato corto, cross preciso. Ma normale preciso cross sul movimento di Vasic. Esatto, poi erano in 2 tra l'altro del Padova, se non ho visto male. Sì, in 2, se non la prendeva Vasic penso era quello così a naso, però. E i 2 centrali dell'Ecco, che ovviamente questi tipi di cross sono quelli proprio che ti mettono in difficoltà, perché l'attaccante arriva in corsa e tu sei fermo, e lì ovviamente Enrici e Battistini, se non ho visto male, poco potevano fare, perché più che cercare di staccare, adesso vediamo giudici, non passa. Attenzione, parafrasando Leopardi, nel pessimismo cosmico di questo gol subito al 5° minuto, l'aspetto positivo che siamo all'inizio partita, c'è tutto il tempo per recuperare, quindi speriamo che insomma l'Ecco si riprenda quanto prima e non subisca il controcolpo psicologico di un 1-0 dopo 6 minuti di gioco.
Diciamo che sì, siamo ora al settimo e 30 secondi. Allora, non era iniziata come le solite partite esterne del Lecco, dove il Lecco proprio non gioca. Oddio, magari i primi istanti, i primi minuti il Lecco gioca anche, poi dopo pian piano arretra. Qui era ancora nella fase in cui stava un po' provando a giocare e si è beccato questa sottospecie di contropiede, anche se poi contropiede non è. Eravamo schierati. Sì, eravamo infatti nella nostra metà campo, quindi adesso vediamo una punizione per il palo da tre quarti, palla dentro, Girelli di testa la lascia lì. E c'è però il fallo ai danni di Girelli. Allora, Matteo ha detto che Foschi durante l'ultima fase di riscaldamento è andato a parlare, a fare un discorso alla squadra, lui che non lo fa mai. Diciamo che in questo momento non è servito per caricare la squadra, perché la squadra è stata in campo un po' moscia, il gol di certo non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Ci prendiamo il primo break di giornata, torniamo però subito. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Allora, rientriamo, noi intanto cerchiamo di capire un po' le scelte di Foschi, no? Oggi sono in giornata cattiveria e tanto quindi... scusa, ti trovo solo, c'è Fausto? C'è il gol del Pordenone a Vicenza e il gol del Trento contro Albino Leffe. Ok, cambiano questi due, naturalmente Pordenone importante per noi. Non me ne vogliono oggi visto che sono in fase attenzione. No, c'è una palla profonda, non ci arriva, oltre la linea. Sono in fase così scorbutica, cattiveria. Io al di là delle prestazioni qualitativamente mi sembra sbagliato dal mio punto di vista non aver inserito Pinzauti, Ilari e Zampataro. Poi sono giocatori di qualità che gli lasci fare un tempo e qualcosa in più e poi li sostituisci. Di conseguenza mi è sembrata una formazione, non so, personalmente sbagliata. Però. Io quello che sostengo da sempre è che tu intanto metti titolare e vinci 3-0, dopo 60 minuti fai cambi, tanto ne hai 5. Hai 5 cambi, puoi fare i cambi dopo 60 minuti. Non penso che giocatori che sono fatti per giocare, cioè gente che lavora per giocare a calcio, non penso che faccia fatica a fare 2 ore di calcio in una volta a settimana 60 minuti di calcio. E io quello che dico, cioè Pinzauti per esempio, un giocatore non enorme fisicamente, ma comunque un centravanti, quindi fisicamente non è che sta fermo, gli faccia bene. Riposi, ok, una partita, ma qui Pinzauti da quante partite è che non lo vediamo? Forse una mezza partita titolare ha fatto, sì, le ultime non le ha giocate, ma completamente sparito. Bunino non ne parliamo, quindi cioè Foschi praticamente si sta giocando Pinzauti e Bunino per i playoff, perché sì, dopo non giocheremo, si spera, però devi arrivarci, no, ma si spera, almeno terzo, se no devi giocare comunque appunto, ma partite, poi metti che, ma sperando poi che dopo non giochi per una settimana, vuol dire che hai giocatori potenzialmente titolari che non ti giocano da 2 mesi. Sì. E il perché la gamba la taglia dal pè, come si dice. Comunque qualcuno che scriveva: ma se noi vinciamo, la Prosesto vince, il Pordenone vince, dobbiamo guadagnarci il secondo posto. Marco ci scriveva all'ultima giornata, e direi di sì, ma il problema è che il punto è come sempre da tanto tempo diciamo, noi andiamo a vedere ma se il Pordenone, ma se il Vicenza, ma se la Feralpi, sì, e noi non ne vinciamo una, ma iniziamo a vincerle noi. E vedete che non dobbiamo più pensare al Vicenza, al Pordenone o per altro. Faccio un'altra considerazione. Angolo per i blu celesti, Lepore dalla sinistra, vediamo se almeno su calcio piazzato, che non ricordo un gol su calcio piazzato dal Lecco io. Palla che filtra, difensore del Padova che, visto la bandierina, abbiamo il vento a favore, quindi abbiamo tanto palla persa da parte, non ho visto se di Zeliak, no. Poi un'altra intervento da Giudice che va perso il pallone, e qui invece Zeliak che ha compiuto fallo per recuperarlo. Però a noi adesso
abbiamo come prima punta, visto nell'azione precedente, Tordini, che era in mezzo all'area, che dovrebbe essere, secondo me, per le caratteristiche fisiche, più un giocatore di manovra, e Dudu in mezzo al campo a ricevere palla. Ma chi sta davanti dentro la porta? Tanto riguadagna adesso un bel pallone Dudu, ma poi cosa fa? Cos'era? No, E l'hanno toccata dietro? sì. Ma che poi, ma perché poi anche Dudu, diciamo, se gli fai fare il centravanti è uno che deve, non dico essere una sicurezza nel sapere dov'è per tutti gli altri, però sì, nel senso, tu devi sapere che tu hai il centravanti lì che fa quel tipo di lavoro e tu su cui basi un po' il tuo gioco d'attacco. Avere uno invece davanti che non sai mai dov'è e cosa faccia, anche i centrocampisti non è che possono lanciare a memoria o fare altro, quindi tanto Magni si becca con Valentini da terra, Valentini no. Già il Lecco di adesso mi sfugge il nome dell'allenatore con cui avevamo iniziato l'anno passato, Zironelli, aveva Mastroianni che non era proprio centrale, tornava, ma tutti sapevano com'era il gioco di Mastroianni. Qui qual è il gioco di Magni? O di Tordini? Volevo dire una cosa, chi è il ma mi astengo alla fine perché no, sarebbe... Ma poi perché tutti saremmo i giocatori più felici del mondo se Dudu si riprendesse, perché è una risorsa del Lecco, poi se lo deve far giocare. Il problema è che lui non è assolutamente stato quest'anno sui livelli della sua prima esperienza a Lecco che già la prima esperienza che Lecco era discontinuo perché nella sua indole, nelle sue caratteristiche, però comunque ti aveva fatto qui. Ma poi a un certo punto della stagione sembrava proprio dover essere, diciamo, messo fuori rosa e ceduto a gennaio, se ricordo bene. Più o meno. Dopo a un certo punto ha ripreso e ha sorpassato tutte le gerarchie senza un motivo preciso. Le caratteristiche di Magni sono quelle di un giocatore fisico, veloce, che deve scattare per aprire la fascia. Non è un giocatore né di manovra, non è in grado di tenere palla, perché l'abbiamo visto prima, ha preso palla, ha sbagliato il passaggio, né di tenere palla per aprire poi gli spazi per la squadra. È un giocatore veloce, le sue caratteristiche sono quelle, e quindi deve aprire gli spazi. Però deve avere di fianco il Mastroianni di turno, il Pinzauti di turno. Allo stato attuale, nella formazione di oggi, non vedo le caratteristiche da sfruttare sue, nel senso che non abbiamo un giocatore che è tipo, come posso dire, Ilari, che possa fargli un lancio per farlo correre. Anche sì. Cioè non abbiamo né i lanci né i cross. Né i lanci né i cross. 5 gol fece nel 2020-21 Magni, la sua prima esperienza a Lecco, poi partì a metà stagione attaccante, insomma, e lì giocò parecchio. C'è Fausto che però ha un aggiornamento, scusa Peppe? C'è il vantaggio del Mantova a Vercelli. Ok. E Vasic che non abbiamo giocato per circa un minuto perché Vasic è rimasto a terra e adesso è dovuto uscire dal campo, e quindi continuiamo a parlare noi perché non succede nulla. Non voglio nulla. mettere la croce addosso, perché la responsabilità non è di un giocatore solo. Aspetta Tordini che riesce, non la tiene in campo. No, assolutamente hai ragione. Ci vediamo un piccolo break, poi torniamo. Non succede nulla in campo a parte il gol, ve lo confermiamo. 16 minuti, 1-0 Padova. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Allora rientriamo. Intanto Marco vi dice sì, sono d'accordo, scusate per il messaggio di prima. No, ma tu hai ragione Marco, il problema è che anche Ryan ci scrive dobbiamo guardare solo noi stessi, vero, perché se noi le vinciamo tutte siamo secondi. Io non volevo, però oggi è dura criticare nessuno. No, Tordini non c'è fallo. Stavo dicendo che giusto, ovviamente noi tante volte ci perdiamo, diciamo, a dire ma se lui fa questo, e poi dopo ci giriamo lo schermo verso la partita del Lecco e vediamo una cosa che mi ha fatto dire più volte in passato: ma il Lecco di quest'anno merita di vincere il campionato? No, perché è una squadra che fa
10-15 prestazioni del genere, non è una squadra che può vincere un campionato. È stata brava a sfruttare anche gli episodi celebri per rimanere lì attaccata in classifica. Ma anche perché Ferrari Pissalò nelle stagioni passate sarebbe finita terza a livello di punteggi. Ma il Lecco con questa classifica che ha negli altri anni arrivi sesto. E l'anno scorso più o meno siamo ai livelli di quest'anno come punteggio. Assolutamente, quest'anno invece rischi di arrivare secondo. Certo che però allora questa partita si è già messa male subito all'inizio, 18 minuti 1-0, Lecco cerca ora di fare la partita, non è però lo spartito evidentemente che questa squadra può interpretare, soprattutto con le scelte di oggi di Foschi, e Padova può invece fare la sua partita, quella che in questo momento è già in vantaggio. Attenzione qui, no. Vediamo Tordini bravo a portare via il pallone all'avversario, siamo sull'attaccante avversario Zuccon che si gira però non trova spazi. Allora si appoggia Enrici che va sull'esterno, Lepore prova a far filtrare, non ci riesce, rimessa laterale. Poi per carità, la partita è ancora lunga. Vediamo finire questa azione, poi sulla base dei posizionamenti. Magni che riesce in qualche maniera a seguire Lepore, che guadagna un'ulteriore rimessa laterale. Dai ragazzi, su un po' di... Tordini che fa Galli che fa scorrere, prova il cross che finisce direttamente sul fondo. In questa azione, scusate, io ho visto due centrali d'attacco come Brani e Tordini, ma non ha poi sbaglio, non ha senso vedere quei due giocatori qua centrali, sono due esterni, mezzale. Infatti adesso erano tutti e due qui sull'esterno a cercare di fare l'imbucata tra virgolette, ma poi dopo va a finire che Zuccono Galli provano il cross e non c'è nessuno. Ma non c'è nessuno, chiaro, perché il cross per chi? Sono due giocatori di movimento che devono saltare l'uomo e poi o tentare la conclusione o dargli la palla in mezzo. Erano tutte e due centrali all'altezza della lunetta dell'area. Ma tra altre cose perché secondo me Buso è riuscito un po' a fiorire tra virgolette quest'anno, perché c'era di fianco Pinzauti che si faceva un mazzo quadro nell'andare a centrocampo, spalla alla porta, a pigliarsi le botte, a fare le sponde. Ma è quello che faceva Mastroianni 2 anni fa, esatto, e infatti Tordini aveva fatto bene all'inizio. Diciamo, Mastroianni a livello, se non me ne voglia Pinzauti, e con tutto quello che pensavo precedentemente di Mastroianni forse era ancora un quid in più, perché era proprio un po' ancora più centravanti di Pinzauti, riusciva a fare qualche golletto in più. Però Pinzauti invece tantissimo. Attenzione a Magni in area? No, niente, si allunga col ginocchio. Ha recuperato bene un pallone, non ho visto se Zuccon l'aveva data subito in verticale, Magni fa un bel movimento sul difensore centrale che però poi recupera. Pinzauti faceva proprio il raccordo per cui dopo lasciava andare il compagno di reparto. Mastroianni partecipava anche di più da centravanti puro e semplice. Però era proprio un Lecco che era totalmente dedicato ai tre davanti, ci divertivamo, poi dopo prendevamo le imbarcate. Quest'anno invece quando prendiamo le imbarcate non ci divertiamo nemmeno, cioè nel senso, però, avendo giocatori 21esimo non abbiamo fatto neanche una è una di quelle, noi non vogliamo essere, è una di quelle partite che abbiamo visto più volte quest'anno in trasferta in cui il Lecco proprio non dico come se non ci fosse, però diciamo inconcludente. Un po' meglio, nel senso oggi diciamo non è che non c'è, però proprio invece inconcludente. Sì. Cioè ci prova, ma capisci che non sanno bene neanche loro cosa fare. Ma anche perché voi avete parlato a lungo della coppia d'attacco Magni-Tordini, viene da dire anche che non è che abbiano giocato molte volte insieme, anzi Tordini poi lo dicevamo prima in pausa, almeno dal primo minuto titolari mai. Cioè Tordini è stato insistentemente schierato da trequartista, bruciandolo tra virgolette, perché un Lecco col trequartista non reggeva il colpo, quindi lui diciamo essendo le prime anche apparizioni è un po' affondato con il resto della squadra, e oggi riappare seconda punta, anzi quasi riferimento davanti, anche toccando tanti palloni davanti, prima punta è messo lì come prima punta, però se Foschi lo vede così, per carità, poi diciamo gli allenatori hanno sempre l'occhio di tutta la settimana sui giocatori, noi vediamo dalle telecamere una partita, quindi sicuramente sta bene però Tordini, perché a livello fisico sta toccando tanti palloni, si sta muovendo con profitto. Resta da capire un po' la compatibilità con Magni in questo momento in campo. C'è una punizione, adesso siamo nel 23esimo minuto, siamo sempre sotto 1-0,
Giudici dalla tre quarti. Ma chi colpisce di? Vediamo se il capitano mette dentro un pallone interessante. Magari Battistini, Seglia basso, Magni provato una roba da rampionarla. Sì, ma palla che rimane lì al limite dell'area, il Padova che riesce in qualche maniera ad addomesticarla e poi Magni va a fare un fallo stupidissimo. Fallo inutile, così veloci e dal baricentro basso bisogna giocare un calcio di manovra, cosa che fino a questo momento non ho visto. Il centrocampo non riesce a supportare questi due giocatori d'attacco per un calcio più manovrato. Chiudo prima della pausa. Secondo me in questo momento bisogna anche cercare la soluzione da fuori, un tiro che non lo facciamo veramente quasi mai visto. Ci prendiamo un piccolo break. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Costantemente davanti il Lecco, che porta avanti anche diversi uomini, cerca di schiacciare il Padova. Bisogna ammettere che Lecco è davanti, perché il Padova ha fatto un'azione un gol. Adesso bisogna mettere anche questo, poi davanti, non concludiamo. Davanti nel senso siamo nella metà campo bassa del Padova, perché poi non siamo nell'area di rigore, non ci siamo ancora quasi mai entrati, quindi ci proviamo adesso, ma anche in questo caso Cross, che però basso, viene respinto dalla difesa. Manca l'ultima giocata, che loro stanno un po' perdendo l'occasione, stanno arretrando e si stanno tirando in casa, quello che abbiamo spesso fatto noi, si stanno tirando il Lecco in casa, quindi sai, dopo è facile che adesso Magni dal limite magari fa partire un tiro, no, non riesce perché glielo toccano. Poi ci prova invece Galli, Battistini. Io ripeto, a me vedere Tordini in mezzo a 4 in cui gli dà 15 centimetri in area, non lo so, non lo capisco veramente. No, dipende dal tipo di gioco, perché se poi vai a fare contropiede ci sta. Sì, però se giochi a 30 metri dalla porta, di specie si è liberato per il cross in mezzo. Tordini era l'unico in mezzo a 4 che gli danno 15 centimetri d'altezza. Con tutto il rispetto, però non è la sua posizione. Ecco, proprio adesso ho fatto la sponda ma sbagliata, quindi riparte il Padova. Davanti all'area di rigore, entra dalla sinistra, rientra sul destro, palla fuori, conclusione alta per fortuna. Sembrava Dezzi forse che è andato alla conclusione. Sì, Dezzi. Riconoscibile anche dalla chioma. 26esimo, 1-0 per il Padova al 6° minuto su un'azione, non so se definirla di contropiede, però con un'azione in velocità ha preso. C'è Fausto? C'è il pareggio dell'Albino Leffe 1-1 col Trento. Pareggio dell'Albino Leffe. Ecco, Tordini guarda, dopo che Beppe l'ha detto, lo sto guardando anch'io e Tordini fa proprio il lavoro che farebbe Pinzauti. Sponde fisicamente, regge anche il colpo, perché comunque non è proprio tanto l'epore, il cross. Giudici, salvo. No. Allora, tiro di Giudici parato, poi Magni sul tapin, respinto salvato sulla linea, poi ci prova il tapin Magni a porta vuota di Magni che ha centrato l'orsetto, il portiere. L'orsetto? Scusate. Centrato attenzione Padova, gol. Ed ecco il gol del Padova 2-0 sul contropiede, incredibile, ancora di testa. Il cross da destra, in ritardo Melgrati da solo va a staccare. No, non c'è. Chi è che è quello segnato? Mi sembra vedere il 9. Ierinitz, no, il 23, sì. Ieri. No, ma ragazzi, ma se pensate a quello che ha sbagliato Magni e a questo gol qua, cioè veramente è indescrivibile. Allora, proprio dalla ripartenza. Contropiede, allora c'è l'esterno
2 contro 1. Che è Jelenic questo? No, è il 32. Bortolussi. Che mette dentro palla lenta di testa. In mezzo a 3. In mezzo a 3, una palla che la fa rimbalzare forse a terra, se non ho visto male. Rimbalza a terra la palla e Melgrati che in ritardo perché deve farsi tutta la porta dall'altro lato. Ma poi era complicata perché non è, cioè, una traiettoria strana e praticamente sbaglia anche Melgrati. La para già in porta e la smanaccia poi vabbè, era già in porta poi. Diciamo che è stato più che la parata di per sé, è stato il balzo all'indietro che è stato abbastanza goffo. Cioè quando è saltato per buttarla fuori è stato lentissimo. Dopo una volta che era già dentro, ma era dentro la palla. Secondo me era già dentro la palla quando lui la smanaccia. Da un gol fatto siamo passati al 2-0. Vabbè, i giudici tiro in porta, praticamente salvato sulla linea e lì vabbè. Ma poi Magni ma lì devi tirare adesso. Magni a porta vuota ha sparato sul portiere ancora per l'ennesima volta. No, dai. Quel tiro lì devi alzarlo sotto porta. Ma non devi centrare il portiere. Non devi centrare il portiere che è per terra, dai. Tanto piacerebbe anche rivedere. C'è Fausto? Intanto c'è il vantaggio dell'Arzignano con la Juventus Next Generation e il pareggio del Vicenza col Pordenone 1-1. Ok. Che diciamo va anche abbastanza bene perché sì, però le tiene di tutte e due. Sì, tiene di tutte e due. Qui sono oggi è una di quelle partite in cui prendiamo la stesa. Vicenza, Pordenone. Vicenza, Pordenone qua un po' meglio. 90%. Ma... Ecco, ricorda, aspetta, Vicenza quella che ogni volta che venivano tiravano e segnavano. Sì, Vicenza. Ma anche Pordenone. No, però Pordenone avevamo preso proprio l'imbarcata. Mentre con Vicenza avevano fatto 3-4 tiri in porta anche da 40 metri avevano segnato. Sì, ma poi con la doppia occasione lì ci sta il salvataggio sulla linea, ma lì dovevamo, cioè pensa come gira la partita, da un possibile 1-1 al 2-0 che ti affossa qui. Poi c'è da dire che Giudici ha tirato ma non in maniera, attenzione, palla dentro Girelli, deviata in angolo. Ma non ce l'ha fatto. La conclusione di Giudici comunque, da lì mi aspetto un tiro talmente forte che se anche la devia il difensore la devia in porta. Non so se avete presente, sì. Cioè come diciamo butti dentro palla, portiere, tutto. Giudici vabbè non ha probabilmente quella potenza, ma è dopo Magni che mi piacerebbe rivederlo, magari non è così, era un po' sbilanciato, non era magari non è così semplice come attenzione angolo Battistini di testa non riesce a centrare la porta relativamente perché e poi la palla lontana. Più che altro aveva sai cosa? Ne aveva qualcuno davanti, non aveva proprio pulitissimo lo specchio dell'area, mi sento di dire, ha dovuto fare una frazione di secondo. 2 contro il 4, uno ha messo la palla in mezzo e lui ha colpito da solo. Sinceramente, se devo dire però quello che mi ha fatto più specie è stata la lentezza del gol del Padova. Sì, sembrava quasi fosse, però sembrava quasi che avesse alleggerimento. No, ma che avesse però sapevi che avrebbero segnato, cioè non so come dire, è ineluttabile quando sono andati via. Ma proprio io quello che intendo, il colpo di testa, lui che l'ha fatto pure battere per terra, è stato talmente lento che è sembrato quasi strano che Melgrati invece fosse, cioè che sia stato il Melgrati ancora più lento. Io sono d'accordo con Fausto in regia, secondo me Melgrati ha sbagliato comunque, cioè non puoi non recuperare e piazzarti lì. Allora secondo me la palla poteva finire solo sul palo lì, non poteva finire dalle altre parti, perciò deve essere il portiere che capisce dove deve finire la palla, devi muoverti in anticipo lì, sì. Però il fatto secondo me che l'ha fregata è che l'ha fatta battere per terra forse. Io ho capito, ma non poteva essere incrociata quella palla lì, è troppo lento il tiro, doveva andare dritto con dritto, qui ha fatto un colpo di testa. Poi secondo me l'ha smanacciata ed era già gol quando l'ha smanacciata. Sì, no, quando la tocca era già in porta. Sì. E ma infatti a me è sembrato più che altro nel recupero della posizione lento, proprio goffo. Ecco. Prendiamoci un attimo di ritardo, a proposito di ritardo, di break. Torniamo subito. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar.
32esimo, 2-0 Padova. Attenzione ancora Bortoluzzi. Beppe non ce l'ha fatta, mi spiace. Beppe non ce l'ha fatta, si è lasciato giù dopo questo 2-0 del Padova, ma veramente 2 gol. Vabbè. Diciamo che il gioco del Lecco di questi i 2 gol hanno stimolato certe. No, stiamo scherzando. Però... Mario ci scrive: possiamo fare una petizione per allontanare Magni. Purtroppo oggi il problema non è solo Magni, perché veramente la squadra è molle, lenta, perforabile. Guarda, come abbiamo visto tante volte. Magni ormai è il puntaspilli, nel senso, sì. Cioè, ogni volta che c'è un problema noi diamo addosso a Magni, ma se ragazzi tranquilli che ecco, tutti quelli dietro, la difesa sul primo gol è stata una cosa imbarazzante. Melgrati sul secondo sembrerebbe aver fatto, non so, il sacco di patate, non so come sì. Dalla regia l'approvazione. Sì. Poi allora Giuseppe Mario fa notare anche le operazioni di mercato e dice: noi vendiamo Kauz a 60.000, non rinnoviamo il prestito di Vasic, però andiamo a riprendere Magni, ma non ci serve un DS, ci serve un esorcista. Ma poi prendiamo Martorello, Cusumane, giocato. C'è il vantaggio del Vicenza col Pordenone. Vabbè, ecco, questo gli è arrivato il 2-0 a Vicenza e hanno detto vabbè, cioè, indoriamo un pochino la ma guarda, io ti dico la verità, a me non ti dico tanto di Dudu, ma ti dico di Martorelli, Cusumano, Bianconi, cioè, abbiamo Maldini che non gioca, cioè Maldini ha giocato, si è giocato un po' male anche le sue. Va bene, è capitato in una partita. Io mi ricordo una partita in cui veramente era. La Pro Sesto, forse era Pro Sesto, era un ex lui, se non sbaglio. Ma anche forse non aveva giocato una tra Pordenone e Vicenza, forse, no, non mi ricordo. Però comunque diciamo, però lo molli così. Cioè, provaci, riprendi, anche più perché Zegliak ogni tanto un po' il fiato avrebbe avuto bisogno di tirare, però va bene. Ma anche Enrique avrebbe avuto bisogno di riposare un pochino ogni tanto. No, ma io quello che dico, hai in panchina Scapuzzi, Martorelli, Cusumano, Bianconi, Bunino. Incrocia con Tordini, interessante la palla, ma Tordini andava dall'altra parte, nel cuore dell'area del palla. Affiatamento 1000. Non c'è. Cioè tu hai giocatori comunque tra virgolette importanti perché sono giocatori di Serie C, non sono ragazzini. Eccolo. Dai che l'ha fatta. No, qua rischia rosso, Cosa ha combinato? Non ha detto giallo. Magni, ma dai. Perché il portiere aveva la palla in mano e Magni è andato a calciargliela. Adesso aspetta. Vai via. Aspetta che adesso lo portassero via da lì i compagni, perché sennò giudici saggiamente va, se no rischia veramente tanto. Qui Magni lo devi cambiare subito. Faccio il guarda. No, ma qua veramente una cosa stupidissima. Tra l'altro non lo prende e il portiere si butta per fare la sceneggiata. No, a quel punto io ti dico, io qua al contrario ti avrei detto rosso tutta la vita. Cioè il vantaggio della pergolettesa a Sesto. Oggi non la vuole ma vincere poi nessuno. Questo ti dice anche, oltre a tutto, ti dice il cervello del giocatore, come sta muovendo e ragionando. Evidentemente in questo momento non è sereno il giocatore, io lo toglierei subito. Lo dico in dialetto, mi sono astenuto prima da dirlo. Sei andato L'engiugadurello, dai. Stavo dicendo Lenasen. Ma ma poi posso dirti, ma vuoi andare a fare? Questa è una sciocchezza. Ma secondo me il giocatore è nervoso, lo devi togliere in questo momento. Ma non è nervoso, è proprio una sciocchezza del genere, però. Il termine è sbagliatissimo, ma è instabile, cioè calcisticamente instabile. Ma non quello sai mai lo è di natura. Oggi secondo me a questo si aggiunge il fatto che non è sereno, perché evidentemente anche lui tante volte ha sbagliato il gol prima Tordini, e questo si riverbera negativamente ancora di più. Tordini si sta facendo bene, Girelli avanti per Giudici, lato corto, cross, Magni di testa, si alza il campanile, poi mette fuori il palo. Ma siamo sfortunati. Lepore, se non l'ho visto male, chi è andato a calciare? Lepore, a botta sicura, deviato. Terzo salvataggio sulla linea. Cioè adesso secondo salvataggio sulla linea, veramente noi va al volo, tira benissimo, rivediamo. Bellissimo. E sulla linea dell'area piccola la deviazione di Bortoluzzi, se non ho visto male. Perché tra l'altro Donnarumma andava a destra ma il tiro era a sinistra, quindi Lepore dall'angolo, palla fuori, no, non arriva Zuccon. Adesso, no, penso dell'Icardi. Siamo anche sfortunati. Vabbè, sicuramente Giudici
diciamo ci sta magari non avere, qua è stato abbastanza, cioè fortuna loro più che sfortuna nostra, perché si è trovato proprio lì dove doveva essere. Tornando sul fallo di Maldini, è anche paradossale vedere che a 4 metri dal portiere con tutta calma fermo è andato a correre a mettergli il piede su. Ma perché allora Donnarumma aveva il pallone fra i piedi, Magni era a 5-6 metri di distanza, e cosa ha fatto? Ha cercato di correre per pressare Donnarumma, che ha raccolto il pallone con le mani, e lui gli ha messo ha fatto quello che quelli fighi di Serie A chiamano lo step on foot, cioè è andato proprio a dargli la zampata sul piede. Step on foot. Wow. È andato proprio a dargli la pedata sul piede, poi Donnarumma, che non si sa se l'abbia preso o meno, però è il classico fallo che rischi rosso, ma che rischi tanto per nulla. Comunque io fine primo tempo Magni deve uscire, perché se no non la finisce la partita, io ve lo dico, cioè ci ritroviamo in 10 per niente. Ma chi aveva cambiato dopo 40 minuti? Tordini, se non sbaglio. Tordini, fallo, abbi il coraggio della tua scelta di cambiarlo, perché qua fa danni. Tanto dobbiamo cercare, perché ogni volta che attaccano è una di quelle partite in cui oggi stiamo producendo, ma è una di quelle partite in cui ogni volta che loro arrivano davanti, sono arrivati 2 volte, hanno fatto 2 gol, ti dà l'impressione che possano farci molto male. Ci prendiamo l'ultimo break del primo tempo, poi seguiamo la fine. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Ci mette una pezza Enrici che sul cross di Bortolussi era un 5 contro 3,5 del Padova, riesce a mettere in angolo. Abbiamo rischiato ancora. Pizzauti si sta scaldando. Alla fine dei conti le nostre occasioni le abbiamo avute come loro, e mi sembra che noi le abbiamo avute più di loro, e loro a parte 2 gol, cioè due azioni, noi le abbiamo avute più limpide, loro sono state 2 azioni blande, sembra proprio così, anche di alleggerimento, eppure loro hanno fatto 2 gol e noi siamo ancora qua adesso con un calcio d'angolo loro. Angolo dalla destra sul secondo palo, Malgrati stavolta grande parata non è finita, Malgrati sbaglia il giocatore del Padova, costretto a inseguire. Terza azione poteva essere 3-0, ragazzi. La palla in messa laterale al 40esimo, un altro scolpo di testa imperioso. Loro, diciamo che loro dalla nostra area di rigore loro saltano e la prendono di testa sempre. Mamma mia, cioè, è impressionante, ragazzi, però ma non saltiamo mai, no? Qual è il problema? Io sto vedendo poi, dopo che in panchina si stanno scaldando Ilari, Bunino, Pinzauti, ma pensare magari di metterli dall'inizio, no, vabbè. Belgrati se l'hai anche ritrovata addosso questa volta. Sai che non lo so, vorrei rivederla. Tordini, bello lo stacco, poi magari fallo però lì, l'ha tirato per la maglia. Qui poi combattono i giocatori blucelesti al limite dell'area. Da un'altra cosa si vede che non è giornata, perdiamo tutte le seconde palle. Cioè... quello è perché siamo noi sotto. Qui Girelli non apre subito, poi il giudice torniamo indietro. Un gol prima della pausa che si allora, la partita. Diciamo che nel disastro, diciamo, difensivo, però un gol davanti lo meriteremmo anche. Cross, però facciamo veramente fatica a farli. Un po' la costante, come dicevi tu all'inizio della partita. Di tutta il giudice riesce a tenere alto il livello del pressing, poi anche bravo Zeliak, era Zeliak in posizione di ala che è riuscito a pressare Crivello prendendosi la rimessa laterale, poi lo stesso Zeliak non ci hanno fatto rivedere cos'è attenzione che Galli che ancora cioè, che cavolo ha fatto Galli? Adesso partono, sbagliata, contropiede, 3 contro 3, palla dentro, palla fuori. Sì, perché poi allora Jelenic l'ha messa dentro per Bortolussi, che a uscita di Melgrati l'ha sparata sull'esterno della rete, per fortuna. Bello il tocco di Jelenic, molto bello, e Bortolussi che ha fatto, penso, quasi più possibile. Ma mi sembra che l'ha toccata Melgrati, no, mi sembra che l'ha proprio conclusa fuori, però ma cosa fa? Ragazzi, ma Galli
non è stato capace di valutare il rimbalzo del pallone. Si è fatto superare e da lì è partito il contropiede. Magni intanto sbaglia l'apertura, è costretto Girelli a inseguire, tiene comunque palla dentro, va a cross basso, Tordini, la palla sfila, Lepore non arriva. Ecco che comunque almeno un gol lo merita, non merita il doppio svantaggio. Però poi rischi sempre, abbiamo rischiato di andare sotto 3-0 Girelli in 2 minuti. Giudice va giù, il guardialine sta fermo, il giudice gliene dice di ogni. Guardialine aveva la bandierina, si è tenuto con la mano, l'altra mano che voleva alzare la bandierina, e il giudice che si è imbestialito. È una partita che dovevamo con due giocatori di velocità come Tordini e Magni, che dovevamo essere noi a fare il contropiede, abbiamo subito 2 gol noi in contropiede e abbiamo rischiato il terzo anche in contropiede, sempre. Paradosso, proprio non so, non riesco a capire questa nemesi della... Ma dai, ma porco cane. Dobbiamo cercare di andare a riposo sul 2-0, altrimenti se prendi anche il terzo buonanotte. No, ma qui diciamo che comunque 2-0 cioè, non... è immeritato. Bello il vero di Tordini, ma vabbè, sì, dai, Lepore. Cross troppo lungo. Se sbagliamo queste cose, ragazzi, anche Lepore fa un cross, la butta fuori, c'è stato dall'altra parte. Un bel velo di Tordini per Magni che ha aperto sulla sinistra, che poteva darla in area di rigore, hanno preferito cambiare proprio sulla fascia. Però, purtroppo il cross di Lepore poi è andato da tutt'altra parte del campo e è svanita anche questa occasione. Allora, però mi sento di dire, cioè loro hanno avuto 2 occasioni colossali in 5 minuti per fare il 3-0 poco fa. Noi abbiamo avuto quella per l'1-1 e per il 2-1 e loro hanno avuto ma anche noi le abbiamo, cioè adesso francamente non mi sembra l'attenzione. No, le abbiamo avute, però ogni volta che loro vanno davanti, vedi, rischiamo sempre di prendere gol. Dai, contropiede, via. Uno dei più positivi, Zuccon. Girelli, anche oggi. Bello il filtrante, troppo centrale. Cioè, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni. Purtroppo il calcio è fatto così, nel senso vince chi la mette dentro. Noi abbiamo avuto le nostre 2 occasioni, le abbiamo sbagliate e loro invece... Sicuramente c'è sfortuna, perché poi se tiri in porta 2 volte trovi deviazioni davanti alla quasi alla porta a salvare, ok. Però c'è loro ovviamente azioni basiche e 2 gol, potevano essere 3 con quel colpo con quell'altro, e poi quello che fa specie quello che fa specie secondo me in contropiede, non lo so, noi veramente dietro da centrocampo in giù siamo il burro, 1 minuto di recupero, è questo che non mi fa star sereno, perché puoi fare anche il gol, ma oggi rischi sempre veramente questo tipo di partita di prendere ogni volta gol. Però loro, sai cosa, si sentono, tra virgolette, anche sicuri, perché hanno detto, ragazzi, le abbiamo sfangate tutte, ci buttiamo in avanti che tanto oggi va tutto bene. Può essere, invece se magari inizi a metterglielo uno, anche loro iniziano a pensare 2-1 lo teniamo. Però il calcio è fatto anche al di là della posizione, che tutti i giocatori adesso tendono a mantenere la posizione. Però il calcio è fatto anche di curare l'uomo, devi essere camaleontico e vedere dov'è. Lepore, Paladino, no, Magni fa uno stop bruttissimo sulla gran palla di Lepore, perché era filtrata. Poi dopo era riuscito comunque a girarsi in qualche maniera, però è stato poi... ma come dicevate prima, intanto è finito il primo tempo, sempre un po' raffazzonato la giocata. E poi nel caso del secondo gol, scusate, erano 3 giocatori in posizione, ma non devi stare, adesso tutti gli allenatori dicono tenete la posizione marcatura, ma la cosa fondamentale, se sei in 3 e c'è un giocatore in mezzo, uno deve andare a contrastare. Alla fine dei conti quello che conta è quello andare a contrastare l'uomo in area o ovunque esso sia, per non permettergli di fare la giocata. E lì in 3 si sono guardati e il giocatore del Padova, Lemme, ha tirato in porta di testa una palla neanche più di tanto. E questo che dico io è il controllo dell'uomo nella fase più cruciale. C'è forse Matteo, vediamo se ci collega Riccardo con Matteo. Ciao Matteo. Ciao. Allora, partita, sicuramente è successo molto in questo primo tempo,
Lecco che però, come spesso abbiamo visto troppe volte in questa stagione, insomma 2 azioni del Padova, 2 gol, è stato un po' come affondare la lama nel burro però in quei casi per il Padova. Ma infatti io penso che tutto si riassume al fatto che in questo risultato ci siano più demeriti del Lecco che più meriti del Padova. Certo. Poi bisogna sempre fare gol, ragazzi, però Basi ci saltano solo in mezzo a 2. Poi Ghelli ci salta totalmente da solo sul secondo palo dopo che siamo riusciti. C'è un grande salvataggio sul secondo, cioè Dudu che non riesce nella ribattuta, abbiamo preso 100 metri di contropiede, è stato uno dei tanti contropiede che abbiamo preso. Sì, perché poi loro hanno rischiato di triplicare nel finale, quindi è stata una gran parata di Malgrati. Che volevo chiederti, proprio su Melgrati, in occasione del secondo gol noi abbiamo detto comunque un po' colpevole è perché fatica a tornare sul secondo palo Melgrati lì, tu che sei stato anche sei portiere, Sì, ci sta sì, la vostra lettura ci dovrò provare a riguardarla sicuramente, ma la vostra lettura sicuramente ci può stare perché ci mette molto ad arrivare sul secondo palo, su una palla comunque molto lenta. Più che altro quella era veramente una palla lenta. Il cross di Bortolussi arriva praticamente dalla linea di fondo, quindi non c'era più niente da coprire sul primo palo. Quindi così da il primo acchito la vostra lettura si può assolutamente fare. Noi stiamo rivedendo. Non so se avete visto, il Lecco ha preso il palo sul calcio d'angolo anche. Il Lecco ha preso il palo? Il palo non l'ha preso. In che occasione? Scusa, il palo? Sul calcio d'angolo di Lepore, forse l'ultimo calcio d'angolo di Lepore sotto la tribuna, sul primo palo. Ok. Non era stato salvataggio ma il palo. Non è stato salvataggio, perché non l'abbiamo rivista, c'era sembrato salvataggio, invece no, tu confermi il palo. Da qua mi sembrava palo, sinceramente. Ma ero coperto perché c'erano 2 giocatori e mi sembrava palo. Però Lecco, l'abbiamo detto, le ha avute, le ha costruite le occasioni, non è che non abbia fatto niente rispetto ad altre partite in trasferta. Lo rivediamo adesso? No, sai che la devia. Sulla seconda. No, questa è, scusa Stefano. No, secondo me è stato dopo. Su un angolo di Lepore va sul primo palo. Qua Giudici e poi Magni anche sfortunati perché poi calciano addosso, uno al difensore e l'altro al portiere. Cioè Lecco le ha avute le occasioni, il problema è che dietro veramente siamo stati inesistenti. Assolutamente è stato quello il problema. I due lati di Battistini molto male. Sì, molto male oggi, sì. Il primo è il classico errore di comunicazione posizione di esterno e braccetto, come si chiama oggi, che c'è un errore sia di Lepore che di Enrici, e sul secondo prendiamo contropiede, su cui ci sta che possano esserci Seliac perché era... dovrei riguardarlo anche lì, se non sbaglio comunque era avanti in progressione offensiva. Ha una fatica a rientrare tutte le volte che francamente è abbastanza inconcepibile. È una squadra stanca anche dal tuo punto di vista, può essere una lettura anche questa, cioè tu dicevi il primo caldo, può essere, però perché sinceramente no. Allora, ha fatto fatica sulle seconde palle, sì. Tranne Girelli e Zuccon che hanno dato qualcosa, ma è una squadra che ha sbagliato tutte le letture difensive. Ha sbagliato una lettura difensiva anche con l'occasione dell'ultima parata di Melgrati finale. Tutto nasce dal calcio d'angolo, dici? Qual è il calcio d'angolo? Nasce da una palla, lascia una palla, si è andato a rivedere, tutto nasce da una lettura completamente errata di Galli che si fa scavalcare dal pallone e ha perso 70 metri di campo aperto per il palo. Sì. E anche quella è fase difensiva, quella è di transizione come preferito, però comunque è finita. Molta fatica, siamo totalmente d'accordo con te, Teo. C'è Fausto, forse voglia chiederti qualcosa. Ciao Matteo, volevo chiederti un giudizio sulla prestazione di Galli che hai citato prima. Sentito poco, scusate. È una prestazione di Galli, ti chiedo un giudizio sulla prestazione di Galli proprio che citavi in occasione dell'errore. Sicuramente lui è uno di quelli che ha fatto più fatica perché palla tra i piedi ha costruito poco e niente, e poi appunto dovendo dare del bilanciamento noi davanti alla difesa siamo sicuramente mancati sulle coperture, sui raddoppi e tutto, quindi sicuramente è in difficoltà. Può essere uno dei motivi, Teo, il fatto che abbia giocato poco negli ultimi 2 mesi, un mese e mezzo Galli, titolare forse la prima volta dopo 2 mesi.
Sì, vi confermo che la prima volta dopo 2 mesi sicuramente incide, perché Sfuma, Radrezza e compagnia stanno facendo una gran partita in mezzo al campo, soprattutto sulle seconde palle, che ripeto il video che sta mancando. Poi alla fine del calcio per la gran parte si vince sulle seconde palle. Assolutamente. Sto cercando di capire se potrebbe entrare qualcuno. Sta arrivando Bunino senza felpa. Uno tra Bunino e Pinzauti, a mio giudizio, per Magni entra, anche perché Magni l'abbiamo visto nervoso, quel fallo che ha fatto è costato il giallo per niente. Sì, è un po' pericoloso. Fallo per niente stupido, perché non si vede niente. Sì. Diciamo che Donnarumma ha fatto un po' di cinema qui. No, lui si butta, abbiamo rivisto il replay, Donnarumma si butta perché Magni non lo tocca e lui si butta letteralmente. Sicuramente se la va a cercare, comunque penso che possa entrare Bunino, che Bunino. Accelerando. Anche Pinzauti si toglie il frattino e va a mettersi la maglia, ma non escludo possano entrare anche tutti e due. Anche se Tordini io non lo toglierei, Tordini non si è mosso male oggi. Tordini si ha fatto una prestazione sufficiente, sì. Perché comunque qualche buona lettura sulla tre quarti l'ha fatta assolutamente, ma penso anche a un velo nel finale, con la palla che è arrivata giù e viene aperta molto bene per l'Empoli, che è grossa male, però quella è stata sicuramente una buona combinazione che parte da un'intuizione giusta di Tordini. Io sono d'accordo con te. Ok, grazie Teo, ci sentiamo più tardi allora, buon secondo tempo. Ciao, speriamo. Rientriamo qui in studio, ci prendiamo una piccola pausa, torniamo fra qualche minuto per raccontarvi la ripresa, speriamo una possibile rimonta del Lecco. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per sempre blu celesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. 7 febbraio 2021, minuto 52, dribbling a centrocampo, sgroppata fino al limite dell'area e conclusione a giro all'angolino. Una perla per abbattere il Como 4-0 in un derby che fa la storia. Riccardo Capogne, tutto questo, fiuto del gol, piedi educati, un regista offensivo nel corpo di un centravanti. Dopo i trascorsi nelle giovanili della Lazio e diverse esperienze in giro per l'Italia, l'arrivo a Lecco va in scena nel 2013.
L'attaccante romano veste la maglia bluceleste per 2 stagioni in Serie D, segnando 26 reti in 64 partite. Nel 2015, con l'arrivo di Carlos Clay França, la concorrenza si fa spietata e Riccardo decide di abbracciare una nuova sfida a Seregno. Nel 2017-18 la felice esperienza a Gozzano agli ordini di Marco Gaburro, 17 reti per contribuire alla storica promozione in Serie C. Capogna è pronto per il grande ritorno a Lecco proprio insieme al tecnico veneto. La cavalcata dei blucelesti è trionfale per una promozione in Serie C mai così attesa. Capogna segna 15 gol in campionato, più 4 nella pool scudetto. L'anno successivo sono gli infortuni a frenarlo, mentre nel 2020-21 i gol all'attivo sono 10, di cui 3 nelle 2 sfide d'antologia contro il Como, che lo rendono per sempre l'uomo del derby. La sua esperienza lecchese si chiude con 54 gol nei campionati, 63 totali, in 156 presenze. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blucelesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Quando Riccardo Innocenti sbarca in riva al Lario nell'estate del 1962, è ancora un giovane di belle speranze. Nato nel cuore della Valtellina, ad Ardenno, e cresciuto nel Sondrio. Il centravanti impiega però poco tempo per mettersi in mostra e conquistare il favore di allenatore e pubblico. Il primo gol è datato 10 febbraio 1963 al Catanzaro, mentre il 5 maggio dello stesso anno arriva un'indimenticabile doppietta al Como nel derby vinto 3-1 dal Lecco sull'altro ramo del lago. La prima stagione di Innocenti va in archivio con 6 marcature e nel campionato di Serie B successivo raddoppiano. Lo score di 12 gol rimarrà il record assoluto stabilito in una singola annata nell'arco della sua carriera. Nel torneo cadetto 64-65 l'attaccante della Valtellina realizza 5 gol più 1 in Coppa Italia alla Sampdoria. In estate passa alla SPAL e successivamente al Milan, dove conquista l'unico trofeo del suo palmarès, la Coppa Italia. Torna al Lecco, che detiene la proprietà sul cartellino, nel 1967. In 2 annate aggiunge però soltanto 7 reti al suo bottino in bluceleste, comunque di tutto rispetto, con 31 centri in 5 stagioni. La sua carriera si conclude a Perugia. In Umbria il centravanti ritrova l'ispirazione e a Sprazzi è ancora protagonista oltre che capitano di lungo corso, mettendo a segno 27 gol in quasi 200 partite. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Per vivere un'esperienza indimenticabile, Per voi c'è Mama Ioa Bistrò. venite ad assaporare la freschezza e la qualità che solo il pesce di Mama Ioa potrà darvi. Piccolo ma accogliente e moderno, con personale cortese e professionale, da Mama Ioa Bistrò gustate in tranquillità aromi semplici e ricercati della pesca giornaliera, iniziando dall'antipasto fino al dessert. E durante la bella stagione pranzate, cenate e ammirate la bellezza del lago da Piazza Cermenati. Mama Ioa Bistrò, Vicolo del Torchio 1, Piazza Cermenati, Lecco. Per info e prenotazioni 0341 32 16 88 o al sito www.mamaioa.it. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime!
È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Tecniche e poi rientriamo in studio, abbiamo sistemato i microfoni, c'è una sostituzione del Lecco, è uscito Pizzauti per allora è Girelli. entrato sicuramente Girelli. Bunino, no, ho visto anche Bunino. Girelli è uscito per Magnini. 21 e 18. Girelli è entrato, Pinzauti. scusa? Girelli 21 e Pinzauti. 18. Pinzauti. Per Girelli. E Quindi, invece allora, l'altro- Tridente, quindi, giusto? All'altro cambio chi è? Tordini, Pinzauti, Bunino adesso abbiamo in campo. Ah sì, perché Magnini non c'è più. Io sinceramente mi aspettavo di rivederlo per Magnini. Sì. Allora, intanto io vorrei rispondere a Matteo che ci scrive, che dice chi sta facendo la disamina della partita, prima quando eravamo in finale primo tempo, ovvero il nostro Matteo Bonaccini, lo stesso che fa le foto, come fa a fare tutto, le pagelle sono sempre a caso. Allora, questa è una tua opinione, Matteo, le pagelle vengono fatte anche, ci confrontiamo con me, con Matteo, che ricordo è il direttore di LCN Sport, non è una persona che è lì a caso, fa un gran lavoro come facciamo tutti noi e soprattutto è l'unico che segue tutte le partite insieme al nostro Albino Alborghetti, che oggi non c'è. Di solito ci colleghiamo con Albino per questo, proprio perché Matteo è impegnato a fare le fotografie, e dice di togliere il nome da Megalomane dalla foto di Rovine e basta. Allora, le foto di Matteo, che tra l'altro sono le migliori che si possono trovare, non perché voglia essere, insomma, per piaggeria, perché siamo noi, ma sfido a trovare foto di queste qualità e quantità su altri giornali lecchesi del Lecco. Infatti la qualità è talmente tanta che le firma così Matteo, perché ce le ciulano, ce le rubano molto, molto tranquillamente. È successo tante volte. Con la filigrana non possono farlo. Ma non. Noi andiamo, scusate, no, se concludo, perché comunque l'LCN Sport va lì sul posto anche in trasferta ogni domenica con almeno 2 o 3 persone. Ma poi due cose. Senza polemica, Matteo, rispondo alle tue sollecitazioni, rispondo. No, ma poi due cose da ormai chi segue il calcio da 30 anni, per circa, quindi 25. Primo, non è che gliele ciulano testate piccole, no, ma aspetta, non piccole testate, ma il principale giornale sportivo italiano, ma anche testate nazionali, non ce l'ho, non parlo dei locali, soprattutto di testate che riprendono dai locali. Falsamente il falso miglior giornale sportivo italiano, che in realtà fa pietà. L'articolo di Gossip, dici? Sì, quello con quella carta strana, che fa veramente pietà come qualità negli ultimi 20 anni. E poi le pagelle, sempre parlando di quel giornale lì, in tanti che giocano a fantacalcio sono scappati da quel giornale lì perché le pagelle di quel giornale lì fanno pietà. Tante volte le pagelle però sono una questione personali, soggettiva, perché a volte comunque anche io e Matteo non siamo d'accordo, ovviamente. Ma io a volte le leggo e infatti non sono d'accordo con Matteo su tante volte. Ma vabbè, però quello è soggettivo, però voglio dire, Matteo vede la partita dal campo, noi la vediamo da schermo e ci si confronta, giustamente, poi si può non essere d'accordo. Sulle foto è una questione diversa, foto però non si può contestare. Noi siamo lì sul campo anche, quello che voglio dire io. C'è un dato di fatto. Mentre altre testate, scusa Beppe, magari la guardano semplicemente come stiamo facendo noi, ma non hanno nessuno giù lì con cui confrontarsi. E oltre c'è anche chi non le vede nemmeno da qua. E c'è anche chi fa le pagelle non essendo sul posto per le altre cose, ma basandosi sulle cronache di altri. Esatto. Fa cronache, servizi delle partite senza andare sul posto, basandosi sulle cronache, servizi di altri. Fantasia. Poi ci sono i pali di Fabbro, ad esempio. Le critiche sono sempre menacette se costruttive. Stefano, questo va detto perché però, quando puntualizzare un po' di cose. Ai primordi Lecco Channel faceva le cronache in diretta appositamente. C'era stato l'episodio bastardata. Tra l'altro Matteo, che fa un gran lavorone lì, ci manda anche adesso in diretta, è andato a recuperare anche l'incasso a partita in corsa, 10.898 euro, 1.499 paganti e 1.451 abbonati, 2.950 gli spettatori quest'oggi all'Euganeo, vi dico anche quanti spettatori da Lecco, perché abbiamo anche
Questo dato 137 da Lecco. Posso fare una battuta? È sempre un buon Matteo che fa tutte Matteo le cose. In realtà là, è una donna ed è per quello che è capace di fare tante cose assieme, non è un uomo. No, perché spieghiamo il palo di Fabbro, perché quando Alessandra Lecco. Fabbro. Ma Stefano non c'è ancora. Non c'era. Alessandra Lecco. C'ero, non ero qua, ero da un'altra parrocchia. Le cronache, dato che la partita intanto non è ancora iniziata, non si sa perché. Facciamo le cronache. Stanno cercando Magni che non c'è più in diretta dal campo e venivano copiate, no? Letteralmente. E puntualmente, proprio stanchi di questa cosa, fingemmo un palo di Fabbro. Finzi, no, mi ricordo me l'avete raccontato. Finzi, un palo di Fabbro. E chi improvvidamente copiava la cronaca scrisse del palo. Sì, Fabbro, mi ricordo. Vero. L'Ecco che è iniziato comunque 30 secondi subito davanti. Posso dire, lo stratagemma è stato anche non iniziare la partita subito, ma dire da 30 secondi inizia la partita. Subito il palo di Fabbro. Comunque, per chiudere, Pippo Fabbro, che grande giocatore Pippo Fabbro, grande personaggio, una grande persona. Vedere una partita dal campo. Lo salutiamo se dovesse mai sentirci. Esatto. Vedere una partita dal campo e vederla in televisione, vi posso garantire che sono due cose completamente diverse. Sono due cose completamente diverse. Mio papà tante volte mi racconta quando andava a vedere Lecco, cioè il Milan all'abbonamento quando è andato anche in Serie B. Tante volte guardava la partita, poi tornava a casa, la sentiva raccontata dai giornalisti e diceva ma io che partita ho visto allo stadio, perché non c'entro niente. Però, ma anche sui singoli giocatori, poi scusate, Foschi fa giocare titolare Magni, noi qui, ma neanche col binocolo lo faremmo giocare. Quindi no, magari ragazzi, in realtà vedendo dal vivo Magni ha fatto una partita della Madonna oggi, qui ha sfiorato 3 volte, sono migliore in campo. Da qui non è sembrato. Dal campo vedi tutti i suoi movimenti, noi lo vediamo quando riceve palla, chiaramente. Attenzione. Se no Padova davanti, Sì, c'era stato prima un bel cross dell'Ecco, attenzione, Vasic che si infila dalla destra, cross bello basso, riesce in qualche maniera a gestire la palla, il Padova, l'Ecco ribatte, ma ancora è viva, perde i biancoscudati, bello il tentativo di scamminare a Melgrati, esce bene. Enrici qui uccellato ancora sull'1-2 del Padova, è uscito bene su, non ho visto se Crivello, è proprio qui, Crivello 13. Sì, lo scambio con Dezzi, però c'è fallo, c'è fallo forse su Enrici, poi va a concludere con Melgrati in uscita. Crivello tiene il braccio di Giudici, lo sbilancia, poi Giudici se ne va per le terre e Crivello passa e qua fallo. Però bravo Melgrati in uscita. Intanto, come diceva per il primo tempo, si vede il vento che spira. No, prima è stata stesa la contemporaneità tra le partite, per che si è attesa. Perché sono la penultima giornata. Intanto sulla palla Radrezza che tirerà un cross sicuramente. Era più forte il vento, però nel primo tempo. Adesso stavo aspettando, oggi ho desistito da fare la battuta. La traiettoria di Radrezza, no. Tanto mi gioco fermo? Sì. Bravo Melgrati poco fa a chiudere lo specchio della porta, perché si è mosso bene con tempismo. Non è stata facile quella parata, si è riscattato rispetto, secondo me, al secondo gol, che era un po', anche perché il salvataggio forse dopo la fine era stato un palo, quello del secondo della. Così diceva Matteo, se non l'abbiamo avuto modo di rivederlo. Mi è sembrato di vedersi, mi è sembrato palo, effettivamente è troppo, diciamo, attenzione, elastica, è partito arrembante, deviazione calcio d'angolo. Però ogni volta veramente che combinano di prima in area di rigore dell'Ecco rischiano di andare in porta sempre. Sono 4 minuti di arrembaggio del Padova che ci ha messo alle strette, proprio sembra che siano loro che debbano recuperare, invece purtroppo siamo sotto 2-0 e stiamo soffrendo in questi primi minuti. Bisogna chiudersi e ripartire. Angolo dalla destra, parte Ceseliak di testa che alleggerisce per un attimo, Dezzi tiene viva l'azione, si tenta ancora il corsetto, Redrezza, se non ho visto. Ma tra l'altro con i 3 attaccanti ora come ci siamo sistemati, non si è ancora capito. Attenzione, cross dentro, riesce in qualche maniera Galli di testa a spizzarla, ma c'è ancora il Padova.
cerca di liberarsi sulla sinistra Russini. Zeliak in qualche maniera allontana, poi Giudici perfeziona il rilancio su Tordini e non si è ancora visto davanti perché non abbiamo mai esatto, cercavo di capire come ci saremmo schierati, perché penso con 3 punte trequartista, poi col trequartista Tordini ha sempre fatto. Tanto c'è Fausto, c'è la Virtus Verona in vantaggio a Renate. Senta che la Virtus Verona ha fatto un giro di ritorno del campionato, sì. In un campionato così rischia di vincerlo. Vabbè, niente. Adesso, ormai è passato tantissimo tempo, ma nell'andata con la Virtus Verona ha segnato Euseppi, giusto? Poi dopo c'era stata entrata in gioco la squadra. Euseppi ha giocato le prime 2 partite, no, ma se non ricordo. Ci sto pensando, ma mi sembra quasi la stagione scorsa, talmente tanto tempo è passato. Perché poi Euseppi non l'hai più visto, quindi. No, ma poi c'è stato appunto. Ma sai che siamo a 4 dietro noi adesso? Siamo passati. No, vicino? No, mi sembra di no. 3-4-1-2. No, 3-4-1-2, cioè siamo in dietro. difficoltà, però non riusciamo a uscire. Però io non dico di non cambiare, però sei passato ad avere 2, diciamo, mezze punte ad avere 2 centravanti e il trequartista. Cioè. Non lo so. Per adesso 5 minuti, 6 stiamo soffrendo. Loro ci hanno pressato, non riusciamo a uscire, non riusciamo a mettere la palla in basso. Sì, anche perché loro nel primo tempo il centrocampo l'hanno sempre saltato, quindi probabilmente Foschi ha pensato a quello togliendo Giretti. Dai. Adesso Lepore alto, secondo palo, Giudici non arriva, la sfiora forse il giocatore del Padova, poi Giudici comunque la tocca in rimessa laterale. Il problema è che su queste palle non riusciamo mai ad arrivare, mentre loro 3 cross sono arrivati sempre a staccare di testa, puntuali, precisi. O non ci siamo ancora organizzati con i nuovi subentrati, perché allo stato attuale stiamo soffrendo parecchio, non riusciamo a conquistare palla, loro sono molto organizzati e ci stanno mettendo in difficoltà. Molto, non è stato sicuramente l'inizio di secondo tempo che ci saremmo augurati. Ma subito palla persa, subito all'inizio c'è stata una bella palla, adesso recupera Zeliak. Che palla in orizzontale Ricci che aveva consegnato a Russini. Più che recupera Zeliak è stato questo numero Russini. 20 che ha veramente buttato. Tanto nel primo tempo non l'abbiamo mai nominato, non ha mai fatto nulla nel primo tempo. Scusa, io stavo cercando tra i cambi. No, anch'io prima ho visto. Tra l'altro nei cambi ci sono 2,29 del Padova. Non ha mai fatto nulla nel primo tempo Russini. Forse magari. Però sfortunati oggi. Forse deve essere entrato nelle prime azioni e poi dopo un po', diciamo. Ma il Padova alla fine ha fatto 2 o 3 contropiedi e poco altro. Però adesso ha cambiato il sistema di gioco, perché prima non pressava così alto sono in 2 a pressare sul portatore di palla. Ancora un tocco maldestro, scusa Beppe. Ma perché noi stiamo giocando con uno in meno a centrocampo adesso, quindi loro probabilmente stanno cercando di prendere possesso, mentre il primo tempo non c'era praticamente centrocampo di nessuno dei due. Ci prendiamo una pausa, dai, che gioco fermo. Zambataro intanto. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Cerchiamo di capire, Zambataro è entrato per Enrici, va detto secondo tempo di Enrici male. C'è Lepore che sta facendo il terzo adesso di difesa. Dobbiamo cercare di capire se Zambataro farà il quarto, perché almeno in questa fase difensiva si è messo lì. Ma non avrebbe logica, perché Lepore centrale con Zeliak esterno. Dai, c'è possibilità di contropiede, partiamo però, eccolo Zambataro. Parte Zambataro, Tordini, il servizio col contagiri. Zambataro attende la salita di Lepore. Però mi ha rallentato troppo lenti anche nelle ripartenze. Galli. Padova si è già piazzato tutto. Apre per Lepore che ancora da esterno va a mettere il cross basso questa volta. Alle spalle di tutti Zuccon. Lascia Lepore. Zuccon cerca di infilarsi. Lepore
gli serve il pallone ma è troppo esterno. Poi siamo costretti a fallo sistematico poiché arriviamo sempre puntualmente in ritardo sulle palle. Lì Zambataro fallo, sarà cambio? Si è fatto male sul tocco di Zambataro. Dovremmo velocitare di più il contropiede, crederci, mentre Zambataro si è fermato a 3/4 campo dando indietro la palla. Lì forse non so se non se la sentiva, andare fino in fondo per crossare, perché loro quando hanno avuto le 3 occasioni di contropiede ci hanno creduto, hanno corso e sono andati fino in fondo. Forse si riprende il giocatore del Padova, perché sembra tutto ok adesso. Non ho visto se era ok Valentini. Perché ha chiamato subito il cambio, invece si è ripreso. Vabbè. 10 minuti del secondo tempo, 2-0 per il Padova e allo stato attuale Lecco non è ancora pervenuto. C'è il cambio? Chiedono il cambio. Ma chi era per terra? Sembra Vasic. Non si capisce perché che se fosse lui, confermata la fragilità che abbiamo visto sempre anche qui a Lecco. Vasic, sì. L'anno scorso, sì. Franchini. Se non visto male. Franchini, sì. Sì, Vasic che si è visto anche relativamente poco. Sì. Però, diciamo, per quanto si è visto è abbastanza. Colpo di testa incredibile che va sul 1-0. Sì. Tordini mette giù palla a centrocampo. Tordini è tra i migliori del Lecco comunque oggi. E diciamo che quantomeno lui solo ha fatto lì davanti. Bello il lancio, Pinzauti si butta in area, mi viene da dire fermato in rimessa laterale. Che a volte sono gli altri che non parlano la stessa lingua di Tordini. Intanto questo lancio su Pinzauti nel primo tempo non se ne è visto uno, proprio perché Pinzauti fa il ruolo del centravanti. Ancora un giocatore a terra in un contrasto del Padova, entrano ancora i sanitari, fanno cenno anche in questo caso piuttosto preoccupati i giocatori del Padova. L'arbitro Perri di Roma fa segno all'orologio ai giocatori del Lecco, recupererò. Tra l'altro cosa fino adesso strana, non abbiamo quasi mai parlato dell'arbitro oggi, rispetto al solito. C'è poco da arbitrare oggi, senza tanto no, si è alzato, non aveva niente di che. Chi è questo? Non so, sembrava moribondo, però adesso si è alzato subito. Bastato alzargli le gambe un attimo, si è ripreso magicamente il giocatore del Padova, che forse non aveva una botta ma un problema di diversa natura dell'Icarri. Il difensore c'è andato in 2 minuti. Vediamo se adesso il Lecco ha la possibilità. Il gioco. Giudici non riesce a saltare l'uomo. Che Giudici oggi un po' altalenanti. Sì. Rimessa Lecco. Battistini. Dai Lecco, su. Va nelle retrovie dove Lepore cerca di gestire palla, Zuccon, errore nel restituirla, Padova che riconquista la sfera. Quanti ne abbiamo visti? Tordini recupera, bravissimo Tordini. Poi va Giudici, anzi Battistini addirittura in posizione di ala, palla dentro! Bunino fuori di niente. Fiora il gol il Lecco, grande occasione. Pinzauti che va a colpirla anticipato con la punta quasi. Sì, sul primo palo. Fuori di un niente, ha carezzato la rete esterna proprio. Di punta, sì, proprio andata in anticipo sull'avversario, come riuscì. Ecco la differenza tra avere un centravanti e non averlo. Pinzauti già 2 volte ha fatto il movimento da centravanti, cosa bello che ripetiamo non è proprio lui un goleador, però sa fare il mestiere. Questa è proprio una bella azione, movimento da centravanti puro in area, questo di Pinzauti. E tra l'altro aiuta perché i giocatori sanno che buttando palla in una certa maniera lì succede magari lui c'è. Poi bravissimo a recuperare il pallone, tra l'altro Tordini, e a subito giocarla, diciamo la ripartenza è nata proprio dall'azione di recupero di Tordini che poi l'ha data Battistini, anticipato e poi Battistini il difensore. Però bruttissimo invece ancora un altro tocco. Chi era stato? Zuccon, un tocco in orizzontale superficiale che viene ripreso dall'avversario. Scusate, dopo queste 2 azioni viene il rammarico della formazione schierata nel primo tempo. Quello che abbiamo detto, ma bello. Ancora Pinzauti. Ma scusate, ma questo sarebbe un Pinzauti fuori forma? No, spiegatemelo. Ma tanto poi Foschi ti dirà alla fine che no, è scelta tecnica quella di Pinzauti. Magni comunque non ha fatto male, quindi ti dirà così. No, ma e quindi confermato ancora di più, scelta tecnica. Adesso avete citato l'arbitro, secondo me ha fatto 2 scelte in contrapposizione, perché c'era un fallo su Pinzauti non segnalato e invece
questo, che era parimenti un fallo come quello su Pinzauti, l'ha fischiato. Vabbè. No, comunque, allora, ancora di più confermata scelta tecnica, cioè lui ha preferito Magni a Pinzauti, punto, a prescindere da condizione fisica e quant'altro. 59esimo, 60esimo, Avrezza e tempo, calcio di punizione sull'estrema sinistra per il Padova. Va la Avrezza, cross dentro, di spizza di testa Jelenic, palla che filtra dalla parte opposta dove c'è ancora Padova per il controcross, poi in qualche maniera Zeljak si salva in angolo. Soffriamo sempre quando loro si proiettano davanti. 60esimo, 2-0. Peccato perché era se avesse il Lecco fatto quel 2-1, insomma la partita avrebbe preso sicuramente un'altra piega, sono sicuro, perché mi sembra più ordinato questo Lecco nel secondo c'è tempo, da dire che più presente. Il Lecco ha fatto tanti errori, però diciamo che non è poi così tanto. Attenzione, la palla dentro, non riesce a centrare. E ancora una volta erano arrivati prima loro liberi a poi Zambatari insegue e concede l'altro angolo su Dezzi. Sulle palle native continuiamo a soffrire veramente le pene dell'inferno. Però diciamo il bilanciamento delle occasioni bastava un niente che poteva essere a nostro favore, perché però io dico, le faccio un discorso più complessivo di stagione. Soffriamo troppo la fase difensiva sui calci piazzati o su quei cross che sono paragonabili, lenti a calci piazzati. Sì, Eleven ha avuto un attimo di mancamento, tutto nero, poi è tornato. Angolo dalla destra per il Padova, palla dentro, di testa stacca Bunino, poi Tordini manca, ma arriva Pinzauti, anzi è Galli, che poi serve Bunino. Qua c'è il giallo. Giallo, arriva. Primo fallo, ok, Ranza gli viene a gamba. Chi è Fausto? Hai visto chi è l'ammonito? Crivello, sì. Crivello? Sì. Ci prendiamo una piccola pausa, poi sarà calcio di punizione per il Lecco. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. 63 i minuti sul cronometro, partita comunque ancora aperta. Fausto, c'è un aggiornamento. Pareggio del Renate con la Virtus Verona. Pareggio un Redivio Renate che nelle ultime giornate è letteralmente crollato. Sì. Ma è un peccato, perché stavamo parlando poc'anzi, vedere un Lecco un po' più organizzato in questo secondo tempo, almeno più organizzato, più strutturato. Aver buttato via 45 minuti del primo tempo in una formazione che personalmente ritengo che non avesse né punto né cucitura, al di là delle due occasioni che nonostante tutto il Lecco ha avuto, perché due occasioni nitide le ha avute, non penso cosa sarebbe potuto essere un primo tempo con una formazione più strutturata, più ordinata di questa del secondo tempo. In passato è capitato che, accortosi dell'errore, ha rimediato già nel primo tempo. Perché non l'ha fatto oggi? Perché è già buono che l'abbia fatto al 45esimo. Sì, infatti io ripeto, ma non mi aspettavo un cambiamento così radicale. Pensavo una punta cambiata, ok, invece così ha proprio ribaltato tutta la squadra. Perché sappiamo che non è un po' restio Foschi, lo sappiamo, a cambiare in corsa l'assetto tattico. Oggi lo ha fatto già dopo 45 minuti, per fortuna. Tanto Bunino, la spizzata, entra dalla destra e la lega! Bravo Bunino, Pinzauti, Tordini. Gran gol del Lecco. Bunino, centravanti, Pinzauti, seconda punta e Tordini a rimorchio. Era difficile dal primo tempo? Bravo Stefano. E anche un gol di Tordini che premia la partita. Soprattutto Battistini lungo lancia sul centravanti,
che fisicamente di testa fa la spizzata per la seconda punta e poi arriva il centrocampista rimorchio che segna. Ma non dico le basi, quello che abbiamo detto, non dico le basi, ma centravanti e seconda punta. È quello che abbiamo detto fino adesso, una formazione più strutturata e logica, con senso. Cioè, è leggermente sbilanciata perché Tordini non è un centrocampista, ma è un trequartista. Ma tante volte quello che ha fatto adesso Tordini lo hanno fatto Girelli e Ilari. Attenzione, Fausto. Dovrebbe entrare Ilari al posto di Galli. Ok, dunque un po' di forza fisica anche in mezzo al campo, con Galli che oggi, va detto, ha fatto fatica soprattutto da mediano davanti alla difesa, indipendentemente. Adesso Zuccon va detto per la terza volta da come finirà questa partita. È un peccato aver buttato via i primi 45 minuti, nonostante, però abbiamo mezz'ora con recupero per raddrizzarla. No, certo. E tra l'altro il gol è arrivato al momento giusto, perché insomma quarto d'ora abbastanza presto, non al finale. Poi ti dico, per come sono i risultati, anche il pareggio oggi va più che bene. Come si dice, tanta roba, insomma. Vabbè, incrociamo le dita e speriamo. No, e poi ecco, oltre a tutto quello che abbiamo detto prima degli avanti, diciamo prima di Galli, che mi dispiace tantissimo perché per il ragazzo e tutto, ma davanti alla difesa nel primo tempo è clamorosamente mancato, soprattutto sul primo gol. Giudici dentro, Pinzauti cerca di fare la sponda, cerca la linea di fondo in mezzo a due uomini e non ce la fa. Però non è riuscito neanche a cercare l'angolo. Adesso avete visto Tordini, il lancio di... Però è una giocata, cioè è una giocata logica. Lancio sui piedi di Giudici che dicevamo che Beppe dicevamo fuori qui il calcio è fatto dai fondamentali, il calcio è questo, il controllo di palla, non fatto da episodi, ma palla messa a terra e acquisisci il vantaggio. Il buon Giuseppe Altafini, che i primissimi pay TV date le Monte Carlo, vedi, alla pagina 1 del regolamento del calcio, il controllo di palla. No, ma è vero, non c'è molto da inventare in realtà nel calcio. Perché se tu te la stoppi lì vicino, hai tutti i tempi di gioco possibili. Se te la stoppi a 1 metro devi recuperare e il tuo avversario recupera. I cambi hanno sicuramente, scusate il gioco di parole, ma ha cambiato la squadra alla grande. Tordini. Lecco sta giocando bene. Sì, adesso sì. Dai, veramente. Zeliak la palla dentro. Però concedono un calcio d'angolo. Dai. È andato in difficoltà Belli. È tutt'altro, Lecco sta giocando veramente. E tra l'altro è la prima volta che Tordini lo vedo convinto di essere il trequartista. Possiamo dire a livello della Tordini visto l'anno scorso inizio del campionato. Pian piano, diciamo. Ancora qualcosina manca, però convinto. Giudici, smanaccia Donnarumma, arriva Zambataro di morchio. Non tirare, crossa. Di testa allontana il Padova, però non libera, rimane lì. Lecco in pressione, Ilari bravo col campanile a tenere la palla lì, però è sfortunato nel rimbalzo. Padova che allontana, però Padova in difficoltà. Lepore, che errore! No, Melgrati, perché sei lì? Lepore recupera per fortuna. Che serie di stupidate. Ma cos'era lì a fare Melgrati? Ma che serie di stupidate. Lepore ha sbagliato il retropassaggio, lui e Zambataro stavano recuperando sull'attaccante, è arrivato Melgrati e l'attaccante giustamente ha provato al calcio in porta dalla metà campo. Ma Melgrati cosa faceva lì? Cioè, quando deve uscire Melgrati è un gatto tra i pali, ma quando deve scegliere i tempi delle uscite, ragazzi. Ma anche Lepore, Lepore lì ha fatto un brutto errore. Però diciamo nella partita di oggi di Lepore infatti un errore prima o poi ci stava anche. Guarda Tordini cosa ancora giravolta che Giudici aspetta, ma Giudici doveva il primo giallo per Giudici, cioè il cross, cerca di girarlo. È capace Luca di saltare l'uomo? Sì. Dopo si è innervosito. Il difensore si era già posizionato per aspettare il cross, se lui va giù sul fondo. Tanto gioco fermo, prendiamoci una piccola pausa, torniamo subito. Guarda
Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma! E che incredibile prezzo! Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. Scusa. Escono gli Jelenic, allora, stiamo guardando i cambi, sì. Escono gli Jelenic, Rebrezza, entrano Piovanello e Cretella. E mi pare che poi c'è stato anche un altro cambio, se non sto male. Prima è Vasic per Franchini. Adesso mi sembravano tre. Tre? Mi sembrava tipo perché... Intanto grazie che ci chiedeva segnato Tordini. Sì, ha capito Bunino. Grande parata di Melgrati, incredibile. E poi cosa ha recuperato? Chi era quello? Zambataro? Perché stava arrivando il Russini a colpo sicuro praticamente. Comunque è una bella partita, al di là di tutto, piena... Sì, non ci servissero i punti, sarebbe divertente. Molte occasioni da una parte e dall'altra. Ancora Padova, Zambataro di testa, non c'è però la copertura su Cretella, palla dentro, Zeliak che libera. Il problema è che ogni volta veramente che loro buttano la palla in area, rischiando... ancora filtra dentro la... No, gioco fermo. Sai che non lo so. Chissà se ce la fanno rivedere adesso. Non so questo se era fuori gioco però, Sì, comunque quando vengono avanti noi soffriamo, Molto. No, dietro oggi è stato un supplizio. Un supplizio, sì. Allora, vediamo se... Attenzione, adesso invece siamo davanti. Cretella è stato forse, Zambataro salvato. Dai. Adesso in qualche maniera Lepore concede però anzi a Ilari. 71esimo, rimessa laterale per loro. Ecco, altra cosa di quello che dicevamo prima dei cambi della panchina, quello che viene chiamato braccetto di sinistra di difesa lo sta facendo Lepore e in panchina hai Maldini, Cusumano e Bianconi. Sta giocando Lepore nei tre di difesa. Se non è una bocciatura completa e totale del mercato del Lecco di gennaio. Sì. Comunque anche qua Pinzauti si è portato a casa un bel calcio di punizione. Sai che forse Bunino? No, è Pinzauti, bravo. È l'occasione del gol, no, grazie, chiariamo prima. Bunino ha fatto la torre sul lancio di Battistini sulla destra per Pinzauti che mette dentro una grande palla a rimorchio, arriva Tordini che insacca di destro. Anche questo ti dà la dimensione di come cambia un aspetto di una partita con una punta in avanti e gli esterni che gli possono dare... E giusto per completare il discorso di prima, Matteo ci ha mandato le foto anche sul gol del Lecco. Se Fausto riesce a farvi vedere qualcosa, noi riusciamo già a farvi vedere in tempo reale un'immagine del gol del Lecco, perché siamo lì con Matteo a fare perché riesce a fare due cose con te. Esatto. Sta anche curando il bambino in questo. Ma sta anche litigando con i tifosi del Padova, probabilmente. Quello lo do abbastanza per assodato. No, ma quello che poi tra l'altro dicevamo nel primo tempo di Tordini e Magni, che non sono nemmeno, attenzione a Tordini, limite dell'area, bella la giocata con Zuccon che non si chiude, peccato. Quasi poteva tirare, qua eccesso di altruismo di però rimaniamo lì, Zeliak recupera la palla, Tordini non riesce a filtrare, mamma mia. Lecco in avanti, ancora però Lecco, Zuccon forse col fallo, sì, fallo, sì, allora sì, Zuccon dice di no, però vabbè. Dai che c'è tempo ancora, una partita così. A proposito del sì, c'è il pestone, lo step on foot, quello di te. No, i di Magni e Tordini non affiatati, mentre invece Bunino e Pinzauti, che sembrerebbero incompatibili, in realtà anche in tante partite precedenti si scambiano. Ma perché Pinzauti è bravo a fare la seconda ma anche Bunino è bravo a venire da fare da raccordo, quindi quando rimane avanti uno l'altro torna, si coordinano, si vede che sono affiatati. Lì ha fatto il centroavanti Bunino e la seconda punta Pinzauti. Non c'è paragone tra questa formazione
e l'altra l'errore del Padova, la palla per Tordini che però si chiude un po', doveva andare dall'altra parte forse e poi sbaglia. Stiamo sprecando un pochino. Dovevamo andare dall'altra parte che c'era lo spazio per filtrare in area, intanto qui si ferma perché era in fuorigioco il compagno e Lecco può recuperare palla. Dai che c'è tempo per provare al pareggio, dai. Pareggio che ci permetterebbe di allungare sul Prosesto e Pordenone. Questo secondo tempo è da tempo scusate, che non giochiamo così in trasferta. Sì, è vero, lo stavo dicendo, è vero. Allora, dietro rischiamo sempre tantissimo, però da centro in su bene, ma anche perché l'assetto oggi nel secondo tempo con Tordini trequartista funziona. Però Eccolo hai lì. fatto la Ecco scelta Tordini per recuperare Tordini, la palla che filtra, deviata, non c'è angolo, no, perché recupera Cretel. Ha toccato una quantità infinita di palloni con qualità Tordini. Ero pessimista sul fatto, al di là di credere sempre nel Lecco, sulla possibilità di rimontare. Oggi vedo che invece bella la giocata qui sull'esterno, e poi viene affossato Giudici. Fallo su Bonino. 24 chi era? Il 24? Prendiamoci allora Quetella. intanto un piccolo break, poi racconteremo la punizione del Lecco. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Cristian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. Gran tiro di Tordini sulla punizione di Giudici che la dà centralmente. Tordini tira dai 30 metri, ha rimbalzato troppo tardi. Se rimbalzava prima metteva un po' più in difficoltà Donnarumma, che invece va giù bene sulla propria sinistra. Però anche qui Tordini ha preso in mano il Lecco praticamente. Perché Giudici oggi bene, ma un po' nervoso, non proprio il miglior Giudici no, un po' sottotono oggi. Bonino di un non nulla, non riesce a portarsi palla avanti. Attenzione dietro, no, ma cos'è? Perché sta cosa? Battistini, che cos'è sta roba? Ennesima cazzata difensiva, ennesimo errore. Ma Battistini aveva la palla lì, la fa sfilare dietro a chi è il Russini, che se ne va in porta. Ma perché l'ha lasciata sfilare sta palla? Stupido, cacchio, no, proprio nel momento migliore. Ma ragazzi, puoi essere sbilanciato quello che vuoi, ma non puoi fare una boiata del genere. Guarda, un rilancio lungo dalla aspetta, difesa. Vediamo un attimo. Di Valentini. Allora, Battistini, ma perché l'ha lasciata ma perché? Praticamente sul rilancio Battistini che si guarda per aria, lascia rimbalzare il pallone, peccato che dietro c'è l'avversario che prende il palla e va in porta. Che gol stupido. Uguale a Galli nel primo tempo sulla rimessa laterale. Veramente un gol stupidissimo. In tre che hanno guardato la palla. Ma tutta la partita è così, ve l'ho detto, che ogni azione, ogni palla oggi può essere gol. Certe palle o sbaglio o dico sempre non lasciarla rimbalzare, perché se la lasci rimbalzare ti mette in difficoltà. Ha segnato Russini 3-1. Che scemo. Una partita che se segnavamo il 2 pari potevamo anche rischiare di andare a vincerla. Sì, ma comunque potevi pareggiarla, andava bene oggi il pareggio, va bene. Sì, era una partita alla nostra portata, mai come questo secondo tempo avevo visto un Lecco in palla per poter pareggiare. E adesso Giudici è nervoso, sta litigando ancora. Sì, anche qui ha fatto fallo lui. Infatti ha rischiato qua il secondo giallo. Più per le proteste che per... Altri due cambi. Kirwan e Zanchi nel Padova. Ma credo che ormai 78esimo, diventa veramente dura adesso uscire. Ma poi per come sta andando così ti taglia le gambe. Allora, fuori proprio l'autore del gol Russini. Sono curioso, scusa, off topic per Kirwan, che non sia il figlio dell'ex CT del rugby? No. Mm-hmm. Non lo so. È neozelandese. Poi lui Padova è abbastanza neozelandese. Poi Kirwan è naturalizzato, non è naturalizzato italiano, però aveva vissuto a Padova. Zanchi che è uscito però. Sì, figlio dell'ex rugbista neozelandese John Kirwan.
Strano che un rugbista in Italia però magari si è lasciato contagiare. Vedi che calciava talmente bene le punizioni che decide di provare col calcio. Gli ha detto ascolta, gli è venuta un po' meglio con la palla rotonda. Col piede bene, fisico un po' così, prova a giocare a calcio. Allora, del Padova è uscito, andare a recuperare chi è uscito perché... uno l'hai detto è stato... sì, però c'è stato doppio cambio. Allora, Kirwan per Russini e l'altro Zanchi per Crivello. Sì, può essere perché il 29 che è proprio Zanchi è qui sull'esterno mancino. E i 5 cambi sono finiti del Padova. Che Crivello era già stato munito, se non ricordo male, sulla nazionale. Però diciamo paghiamo il primo tempo comunque, perché il dover recuperare il baratro sì. Basta che metti male il piede e torni giù. Diventa dura, molto dura. Non so se dire delusione, sono affranto perché è una partita, un secondo tempo giocato così bene dal Lecco, è un peccato aver sciupato così questa occasione. L'unica cosa è sperare che finiscano così anche le altre, perché non cambierebbe nulla. Attenzione ancora al Padova e adesso arriva il 4-1. No, miracolo di Melgrati. E poi ma se posso dire da 3 contro 0 da Lecchese a Padovano, ma sei un pirla, ma scusa, ce n'ha 2 liberi in mezzo all'area, lui primo tiro parata di Melgrati, secondo ce li ha ancora lì. Di capire chi è, Franchini, ma guarda adesso, guardalo, ma vattela dentro. Ecco, però non c'è più in campo i 2 compagni che gliene dicono veramente di tutte possibili, per spiegare la situazione, perché si è venuto a creare un 3 contro 1 contro 0. Sì, vabbè, Melgrati. Melgrati, sì. 3 contro 1, 3 attaccanti del Padova davanti alla porta e sono riusciti. Quello che ha fatto le conclusioni era, diciamo, il vertice dell'area piccola. Gli altri 2 erano sulla linea dell'area piccola, ha sparato su Melgrati, gli è tornato il pallone e ha sparato alto. Anziché servirla in mezzo, che era gol. Ma dove era la difesa? Ecco, cioè, niente, persa. Ma hanno detto tanto non segna perché non... fino adesso diciamo che c'è un'occasione, se fosse stato l'Ecco mi sarei strappato i capelli, veramente. Per chi se le ricorda è ai limiti del magniesco di Trento. Veramente è stato... Lacti per Tordini. Qua, vabbè, finita diciamo cerca di non prendere la stesa colossale che fa male anche se io non avrei cambiato Tordini, ma magari Giudici. Tordini oggi è l'ultimo che devi cambiare, perché oggi Giudici è molto più in difficoltà. Vabbè, niente. 83esimo, in questo momento 3-1 per il Padova. Tanto secondo me, vabbè, al di là di eventuali miracoli che nel calcio ci possono sempre stare, si conferma subito. Si conferma la serie Ciapa, no, più che serie C, perché perdiamo noi, perde il Pordenone, perde la Prosesto, cioè noi siamo ancora secondi. Tra l'altro Feralpi pareggia? Sì, Feralpi, vabbè, Feralpi no, dico Feralpi dov'è? Rimane comunque. Dov'è Feralpi? Pensa che 0-0, sì. Ci prendiamo un break? Un pareggio, allungavi di un altro punto, vabbè, niente. Andavi e riscudo del terzo probabilmente, perché break per noi. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Rieccoci, potenziale occasione per il Lecco con un cross sul secondo palo. Zambataro, dall'impressione che abbiamo avuto noi, poteva arrivarci, ma non ha provato a saltare. Vabbè, niente. L'ha sentita troppo al di fuori della sua portata. O che la prospettiva ci ha ingannato a noi. Sì, può essere. Sta di fatto che all'84esimo l'Ecco non demorde, perché sta ancora giocando bene.
perché anche Sì, anche nella se- fase di ripartenza è molto più ordinato rispetto al primo tempo, sfrutta gli spazi larghi, fa girare la palla come Giudici che numero, però si incaponisce e alla fine non conclude niente. Cioè aveva di sembrava vicino un Lacti, mostro, no, l'ha sfiorata lui, però aveva vicino Lacti, scarica o crossa, invece no, ha fatto una bellissima giocata in mezzo a due uomini e poi ha continuato perdendo per palla. Forse perché è un po' nervoso, soprattutto dopo il 3-1 il Lecco l'ha un po' così digerita male, come è normale che sia. Beh, diciamo che rispetto a tante altre volte però il Lecco che reagisce agli svantaggi è un po' una novità. Sì. Pensate, il Lecco proprio non reagisce. C'è Fausto che ha un aggiornamento. C'è il vantaggio del Novara col Feralpi. Salò. Le prime 4 Ciapa no, e Ciapa anche no, Bunino, no, scusa, Pinzauti? Che non arriva su questo pallone lungo di testa. Vabbè. Peccato perché la palla era bella, l'ha sfiorata di poco, un corso dalla 3/4 in mezzo, che è saltato il difensore centrale, Bunino. Pinzauti era dietro e l'ha sfiorata, non è riuscito a colpire di testa. È andato Ilari tra l'altro al posto di Tordini a fare da trequartista, mentre la cerniera è Zuccon Lacti. Comunque oggi partita secondo me sopra le righe di Tordini, è stato sia nel primo tempo che soprattutto nel secondo tempo, al di là della rete, uno dei cucitori di gioco sicuramente del Lecco, con delle buone aperture, ha saputo tenere palla sulla 3/4, che è un po' la sua posizione rispetto alla punta centrale che gli ha fatto posizionare Foschi nel primo tempo. Insomma, cambiata la posizione, è cambiato anche notevolmente l'apporto di Tordini in questa partita, non che nel primo tempo non l'avesse dato, insomma. No, nel primo tempo secondo me è stato uno dei meno peggio, cioè è rimasto a galla facendo un ruolo complicato per lui, quello di prima punta. Vediamo il cross in area di rigore, Bunino gli sfiorano il pallone proprio davanti e lui, che era già praticamente pronto al colpo di testa, deve andare a vuoto. Intanto riparte il Padova, Bunino recupera fin sulla propria 3/4 e Tordini è stato uno dei meno peggio, e poi nel secondo si è preso in mano il Lecco. Infatti credo sia una cosa da tenere in considerazione per le prossime partite. Sicuramente. Quanto scommettete che la prossima non parte titolare? Io veramente torno sul primo tempo, io butto via la testa per la formazione che ha messo a capo nel primo tempo, cioè senza capo né cucitura, non mi raccapezzo questa cosa. Pur nonostante questo abbiamo avuto 2 occasioni nitide per poter, quantomeno una sulle 2, per poter segnare una rete. Non lo so. Fausto, c'è un risultato che cambia? Raddoppio del Mantova, Vercelli. Tanto c'è il fallo di Leppore sulla 3/4 padovana. No, invece stavo ragionando un attimino su Ilari, che non si è visto. No, ma dico, alla fine di tutta la stagione comunque ha giocato bene un paio di mesi, circa 2-3 mesi. No, beh, la parte iniziale sì, del campionato. Beh, sì, centrale, però cioè sinceramente un po' pochino, nel senso che uno così tanto è mancato in tante partite, nel senso il migliore Ilari anche oggi, a parte che oggi è entrato nel secondo tempo, però non si è visto, è un po' di partite che non ingrana, come a inizio campionato non ingranava, ci ha impiegato qualche partita. È un peccato perché lui secondo me saprebbe fare un po' come Tordini la differenza nel raccordo con le punte. Ancora palla dentro, poi usa le maniere forti Lacti e sembra male del Lecco, questo è giallo però. Sì. Chi è il 33? Fallo in uscita. Franchini ammonito. Sì, l'ha preso per il collo, se non sbaglio. Pinzauti, sì. Sì, gli ha dato una bella comitata. Una sbracciata sul collo, sì. Zuccon era. E mentre i tifosi del Padova si lamentano in precedenza per, come dicevo, Lacti che ha usato le maniere forti su Bortolussi. Vediamo, palla dentro, Bortolussi, Zambataro
sul pallone, e Lacti che fa un Sì, blocco tosto. Non lo so, è un po', come posso dire, Lacti era fermo, Sì, avrebbe diciamo, dovuto spostarsi. ha fatto forse un po' un movimento col braccio che ha Sì. istigato le proteste del Padova, però da lì a fare il rigore un po' poco forse. Magari a centrocampo puoi anche fischiarlo, errore ancora di Seglia che riparte il Padova. Rischiamo adesso sempre il quarto gol in questo finale. Cretella, palla dalla parte opposta, Bortolussi lunga, la sfera è costretto a inseguirla. Ovviamente sbagliano loro. E poi recupera, chi era questo? No, è Depore. Recupera e subisce il fallo. Quanti errori in uscita però, ragazzi, Tantissimi, ma di quelli banali, proprio. Quanto ci abbiamo sarà? commesso tanti errori. 4 in minuti di uscita, recupero, iniziano adesso. banali proprio, e poi soprattutto dei contropiedi inverecondi. Inverecondo mi piace come termine. Sì, poteva finire 4-5-1, perché il 3-1 è emblematico, un gol da... Ma ti dirò di più, emblematica ancora di più la doppia occasione di chi era Franchi, no, il 23. Cioè quella veramente 3 in 3 nell'area di rigore davanti a Melgrati, non una ma 2 occasioni senza che la difesa del Lecco, anche qua guarda qua, in 3 Eselia che in 3 contro 1 è riuscito in qualche maniera a mettere in angolo, ma ha dovuto sceglierne uno dei 3 perché sennò 3 contro 1, guarda, cioè, ha dovuto sceglierne uno e poi alla fine ha seguito quello giusto e l'ha messo in angolo. Cioè, questo che non capisco io, come si fa a concedere 3 attaccanti davanti alla porta con nessun giocatore del Lecco a contrastarli? Sì, c'era Zelia che si guardava intorno come a dire, mo che cacchio fa? Dove vado adesso? Prova a tuffarsi Zelia lì e a salvare in scivolata. Calcio d'angolo per il Padova che in questo finale sta cercando di realizzare il poker. L'andata non avevamo vinto con il Padova. Sono create, ma buona parte anche chiede Maria Grazia, devo andare a recuperare perché non mi ricordo. Tafferugli adesso. Sì, Lepore ha lanciato la palla addosso un giocatore. Addosso il giocatore, è arrivato l'altro da Manforte. Un po' di nervosismo da entrambe le parti. Lepore viene portato via da... Sì, i giocatori del Padova potrebbe anche staccare. Sì, 2-1 avevamo vinto l'andata. C'è Dezzi che sta parlottando mentre Battistini tiene Lepore gli dice giù le mani e viene ammonito Lepore un po' troppo nervoso in questo finale, vabbè. No, ma è bello perché Battistini gli teneva giù le braccia e Lepore dice tocca no. Speriamo che finiscano così anche le altre, ragazzi, ormai questo dobbiamo sperare e giocarci tutto vincendo in casa con la Pro Vercelli, dipenderebbe da noi comunque a questo punto. Sì, il futuro dipende da noi. Sì, se finiscono così le altre speriamo. Però io sono... voglio vendere la pelle dell'orso, però sono fiducioso. Parlare di orsi in questi adesso in questi periodi. Però sono fiducioso perché ho visto perlomeno un secondo tempo del Lecco grintoso, con gioco e con una formazione strutturata la possiamo fare, non certo con i giocatori e il gioco messo in campo nel primo tempo. Perché allora, la difesa oggi però, la fase difensiva oggi, anche nella ripresa, ha lasciato veramente, oggi condannati dalla fase difensiva. Però ti dico che rispetto fino all'ultima partita avevo io detto che i 4 dietro hanno la sicurezza. Oggi si sono giocati secondo me tutti i jolly, speriamo, nel senso. Oggi veramente anche Battistini il terzo gol è stato imbarazzante. Già colpevole sui primi 2 per mancato posizionamento. Poi lì aiutava anche il centrocampo a 7. Più di reparto lì, diciamo. Enrici molto in difficoltà, è sostituito. Zelia anche oggi, che ha visto ha visto le streghe lì sulla destra. Però ecco, magari ha pagato anche il fatto che arrivavano a secchiate loro, a secchiate di 4-5 Ma la domanda a questo punto è, ma il centrocampo, anche lì il filtro... Per esempio all'inizio Galli abbastanza assentino di davanti e nel secondo tempo Foschi ha regalato un po' il centrocampo perché ha tolto un uomo e lì... Però al di là ci sta che puoi subire magari il contropiedi attacchi, ma purtroppo i gol sono arrivati anche per disattenzioni, un altro giallo per Pinzauti. Perso un po' adesso il Lecco adesso sono troppo nervosi, devo chiudere qua la partita prima che
Fine partita. Finita la partita, il Padova vince 3-1 contro, lo ripetiamo, un buon Lecco dalla cintola in su nel secondo tempo, dopo i cambi di Foschi che ha rimediato agli errori nelle scelte iniziali. Difesa per oggi è rimasta a Lecco, che non c'era, quindi concedi 3 gol, 2 più di reparto come errori, uno personale individuale di Battistini, finisce 3-1. Seguiamo il finale anche delle altre, perché l'unica cosa positiva è che perdono tutte in questo, direi finali, se Fausto mi conferma, dovrebbero essere tutti finali. No, ancora no. No, scusa, ho sbagliato io a vedere. Allora, sono finali: Albino Leffe Trento 1-1, Novara Feralpi Salò 1-0, Prosesto Pergolettese 0-1. Tutto campo me ne dà tutte finali. Vabbè, comunque verifichiamo tra 5 minuti, quando sicuramente saranno finali. Sì, adesso chiamiamo finali. Matteo, che prima di rispondere a noi sta ovviamente immortalando anche i giocatori nel post partita, nell'immediato post partita in campo. Sospeso la Juve con l'Arzignano e no, ma l'ha da finita. Patria, Piacenza. Però quelle che a noi interessano, la partita di Prosesto e Pordenone, sono finite, dunque non cambia nulla, le distanze rimangono immutate. Dipenderà dal Lecco con la Pro Vercelli in casa da Prosesto, adesso Pergolettese, che non è banale, insomma. C'è Matteo, sentiamo se c'è. Matteo, mi senti? Sì. Eccoci, allora ciao. Una partita dai 2 volti del Lecco nella ripresa, nel senso che i cambi hanno rimediato probabilmente agli errori di formazione di Foschi. La squadra ha giocato bene con Tordini, che lasciamelo dire ha preso per mano la squadra nella ripresa, però la difesa oggi veramente non c'è stata mai fase difensiva. No, assolutamente. Lecco ha fondamentalmente commesso errori su tutti e 3 i gol individuali, e poi ha concesso anche quando ci sono state le altre occasioni grosse, ci ha messo del suo, quindi di buono c'è, Matteo, che comunque il Lecco oggi con questo assetto, anche in vista dei playoff, ha creato di più, cioè può essere una soluzione a tuo giudizio, perché Tordini sta crescendo tanto e là davanti, quando sono entrati Pinzauti e Bunino, hanno fatto vedere delle belle cose. Assolutamente sì. Diciamo che può essere assolutamente un tipo di soluzione che è già stata provata in passato e ha dato anche delle risposte oggi, se vogliamo, perché comunque, come hai detto giustamente tu, Tordini nel secondo tempo, oltre al gol, ha dato qualche buona cosa in più, quindi sicuramente è un'idea quella che proponi tu, che credo comunque sia tra quelle ipotizzabili per i playoff, assolutamente sì. Poi tra l'altro vedremo un po' dove arriveremo quando inizieremo a giocarli questi playoff, perché insomma oggi i risultati ci hanno detto anche bene. Allora, l'unica cosa positiva di questa giornata sono i risultati delle altre, perché dipende da noi. Se vinciamo a Vercelli, con la Pro Vercelli in casa, sei artefice del tuo destino di secondo. Sì, assolutamente. L'unica cosa, diciamo, positiva può essere quella. Escludiamo così, no, possiamo arrivare ancora a quarti, sì, giusto? Sì, anche quinti, devo dire, giusto. In caso di sconfitta e poi Vicenza vince, andiamo a pari. Teo, siamo sotto col Vicenza nello scontro diretto, quindi noi possiamo da secondi al quinto posto è ancora tutto in gioco. C'è forse Fausto che voleva chiederti qualcosa, Teo. No, volevo dire che ha segnato il Piacenza a Busto e ha scavalcato la Triestina, che adesso è all'ultimo posto. La Triestina rischia la retrocessione. Riferitemela che non la sento. No, dice che ha segnato il Piacenza all'ultimo minuto, ha scavalcato la Triestina, che in questo momento è all'ultimo posto, quindi rischia la retrocessione diretta. Non avevamo visto questo risultato perché poi sono rifinite in teoria tutte insieme, al di là dei recuperi, perché anche qua il secondo tempo è iniziato alla fine più o meno 10 minuti. Sì, abbiamo visto la diciamo così, per la contemporaneità, che si tardava un pochino a partire. Va bene Teo, ti ringraziamo, ci ritroviamo naturalmente poi con te in settimana e sabato prossimo per l'ultima partita. Buon rientro da Padova. Grazie, buon lavoro. Ciao Teo. Rientriamo in studio, vi chiedo appunto questo. Teo diceva può essere Beppe, anche una soluzione tattica questa per i playoff, a Busto 1-1 è finito. Per le prossime partite
anche in vista playoff, sia quella pro Vercelli, che ovviamente è importante perché determinerà il piazzamento finale, e poi nei playoff c'è più soluzioni offensive, anche se il problema oggi è stato la difesa, però. Sì, allora certo è che con lo scempio dei risultati delle altre dirette concorrenti, un pareggio oggi diciamo ci avrebbe messo in condizioni di giocare tutt'altra partita in casa con la Pro Vercelli, che stante gli scontri diretti dobbiamo necessariamente vincere. Visto il secondo tempo, vista la squadra, visto l'organizzazione, sono sufficientemente fiducioso sul risultato che dovremo fare domenica, l'ultimo di campionato. Per quanto riguarda i playoff, certo è che con un secondo posto l'approccio cambia totalmente, di conseguenza gli uomini, la struttura e il gioco ci sono per far bene. Poi i playoff sono un terno all'otto, vince secondo me chi arriva con una condizione fisica, non dico eccellente ma decente, per poter poi giocarsi tutte le partite. I playoff li vedo così. Ste, oggi può aver influito il fatto che probabilmente anche i giocatori in campo, sapendo dei risultati delle altre, ci sia stato un po' come di staccare un po' la spina a livello difensivo magari, o dici no? Non penso dici no, proprio. comunque avremo il match point in casa all'ultima. Non penso, perché non è che sia un episodio quello che è accaduto oggi di partenze un po' così, poi errori su diciamo oggi la cosa particolare è stato i tantissimi errori a livello individuale di giocatori che diciamo ne hanno fatti pochi durante l'anno, quindi proprio tutta questa concentrazione, perché Melgatti, Battistini, Zeliak, Lepo, Regalli, Zuccon, tutti che sbagliano cose clamorose, poi dopo loro che abbiano segnato meno, però sono stati errori clamorosi. E poi ovviamente quando nel secondo tempo devi recuperare, paghi il primo tempo. Infatti quello che stava dicendo il Beppe sulle possibili diciamo scelte, ma quelle già prima di oggi ce le avevamo. Il problema è perché oggi siamo partiti così, perché l'altra volta siamo partiti così, perché entra questa persona invece di quest'altra, che poi si vede, lo sai benissimo come va a finire. Quindi non è detto che a domenica prossima ci ritroviamo Magni, Tordini titolari al primo tempo. No, spero proprio di... Cioè, ma poi quello che intendo io è che ok, oggi hai visto che quei due lì davanti sono così, non è detto che settimana prossima non si torni a Galli davanti alla difesa con Zuccone, Girelli e Ilari magari. Cioè tu dici quello di buono che abbiamo visto nella ripresa potrebbe non essere ripreso dall'inizio. Perché io ti faccio una domanda: tu prima dell'inizio della sfida, tu chi avresti messo davanti sapendo che Pinzauti, Bonino e Tordini sono in forma, avresti messo Magni? No, e quindi al di là, è imprevedibile, cioè è talmente diciamo prevedibile Foschi nel non cambiare mai, che però a volte si incapponisce in certe cose che incomprensibili, quindi potrebbero succedere, non è che ci auguriamo di no. Al di là della forma, chiudo, però Tordini e Magni sono incompatibili. Ma e poi soprattutto Pinzauti o Bonino, se uno dei due davanti serve, punto, perché se sono tutti e due si alternano, ma se c'è uno solo dei due, quell'uno dei due fa il centravanti. E pertanto giudici perché è migliorato nel secondo tempo, perché entrava e aveva qualcuno lì davanti, vedeva che c'aveva qualcosa lì, quindi oggi girava intorno, faceva qualcosa, ma se davanti si trova un avversario e poi davanti se ne trova altri due, e cosa fa? Tordini uguale, giostrava, lanciava, ma perché? Perché c'aveva le scelte davanti. Se invece Tordini si spalla alla porta, difende il pallone, si gira e Magni è sulla bandierina a guardare i fiori, le margherite, cioè. Allora ci chiede scusa Marco, ragazzi, arrivare a secondi quante partite fai nei playoff? No, per vincere favore. Il campionato ne fai 6, no, ma ho imparato una volta, basta. Per vincere i playoff e salire ne devi fare 6, sono 3 turni andata e ritorno, giochi solo andata e ritorno, mentre invece terzo fai una partita in più, quarto, quinto ne fai 4 in più, perché fai 10 partite, i primi 2 turni eliminazione diretta e poi da secondo con chi un turno andata e ritorno, quindi 4 partite in più. Però da secondo diciamo del girone quante ne incontri?
3 squadre per salire. Ok. 3 turni andate e ritorno sono. Del tuo girone. Poi Cioè salti la partita secca. Finale. Degli altri gironi solo la finale. No, potresti trovare anche chi è andato avanti, però entri nella fase nazionale, diciamo. Non giochi solo internamente al tuo girone. No, infatti io quello intendevo. No, cambia tutto, nel senso che è un playoff così che ti puoi provare a giocare, perché sono 3 scontri andate e ritorno, chiaro che diventa difficile che il livello si alza. Però non sono quelle partite secche da dentro fuori che abbiamo perso negli ultimi 2 anni con Grosseto e Pro Patria. Vabbè, quella poi dipende se più per malavoglia, non so come dire. Perché non le volevi giocare. Sì, non le volevi giocare. Non ne va. Vedremo un po', dai ragazzi, cominciando da sabato se c'entriamo. Non vorrei dire una stupidata, ma probabilmente si trascineranno anche magari, che ne so, diffida, munizioni, squalifiche, mentre tu arrivi pulito. No, questo è importante, vero. Ci salutiamo, grazie a Beppe Mazzolini. Ciao Buona Beppe. serata a tutti, grazie. Grazie Stefano Menegatti, ciao Ste. In regia salutiamo Fausto e Riccardo che ci hanno aiutato oggi. Ci ritroviamo sabato prossimo alle 17:30. Sabato giochiamo, se non sbaglio. No, domenica? Ho detto una fesseria io? Scusa. Controlliamo, scusa, adesso prima di salutarvi controlliamo. Adesso. Il 22 sabato 17. Dai, per una volta non ho detto una fesseria. Ci salutiamo. Buona serata a tutti. Alla prossima. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.